C'è Paparesta che continua a voler parlare e Paparesta sta gestendo secondo me una situazione un po' complicata, perché lui da una parte vuole essere sicuro di giocare, di non forzare la mano lui per far giocare la partita, dall'altra probabilmente conosce però quali sono le ipotesi e le attese delle due società. Sta ancora parlando infatti con gli addetti del Messina. Martina Messi da Portocampo. Martina. Sì, Paparesta insomma, è stato molto chiaro, ha detto noi abbiamo tutto il tempo per aspettare perché il campo ritorni ad una buona condizione. Io ho detto che bisogna sistemare soprattutto le aree di rigore, lì voglio vedere gli inservienti che sistemano il campo, non qui sulle fasce. Poi si è rivolto agli inservienti e ha detto andate lì, fate i buchi lì, anzi se trovate anche un po' di sabbia da mettere sarebbe meglio. Beh, vuol dire che Paparesta controlla con attenzione lo svolgere della situazione, ma insomma vuole anche che si agisca per cercare di migliorare. Mi sembra un atteggiamento molto maturo e molto corretto da questo punto di vista. Non ha voluto imporre subito, no, la volontà di incominciare alle 15, di fare il massimo, però cerchiamo di fare il massimo. Se poi effettivamente non si può giocare dopo aver fatto veramente il massimo, allora va bene, siamo tutti d'accordo e buonanotte. Però insomma non vuole essere ostaggio, anche se è una parola che forse è meglio non utilizzare in questi casi, diciamo non vuole essere sotto pressione in maniera eccessiva sulla scelta da prendere. Vedete che anche i guardaline stanno discutendo con lui e sono uscite anche le squadre adesso a riscaldarsi. Sì, è uscito il Messina, il Catania ancora no. Il Catania ancora no, il Messina è uscito, quindi mi sembra che la situazione sia di nuovo in evoluzione verso una soluzione possibile, cioè verso la possibilità di disputare l'incontro. Tutto sta a vedere se nei prossimi minuti o nel corso della gara ricomincia a piovere. Se ricomincia a piovere allora di sicuro non si gioca. Ecco Baiocco che controlla la situazione. Baiocco che c'era in quel Perugia Juventus lì. Stanno facendo del torello semplicemente i giocatori del Messina. Invece i giocatori del Catania entrano adesso e iniziano lentamente a riscaldarsi. Solo il portiere continua a riscaldarsi con buona lena, Pantanelli. Giovanni Guardalà ancora da Portocampo. Giovanni. Ecco, visto che hai detto buona lena, il quarto uomo Lena ufficiosamente ha detto a Spinesi insomma si giocherà, però bisogna sempre attendere l'ok di Paparesta, quindi ormai insomma la partita dovrebbe cominciare a meno che non arrivi il diluvio in questi ultimi minuti, perché il campo oggettivamente è assolutamente praticabile, c'è qualche pozzanghera ma niente di clamoroso. Beh, secondo me si è comportato con grande tatto Paparesta in questo caso, sapeva che questa è una partita delicata, una situazione delicata e un momento anche delicato, anche parlando di calcio per le due squadre in classifica, in particolare il momento è delicato per il Messina che cerca di rilanciarsi con Cavasin e quindi ha fatto in modo che la partita si giochi nelle migliori condizioni possibili. Ha atteso il tempo che c'era da attendere senza però, insomma, facendosi anche sentire, senza subire semplicemente quelle che potevano essere gli atteggiamenti o anche le volontà, se vogliamo, delle due società. In effetti il presidente del Messina non mi sembra per nulla contento del fatto che abbia capito, secondo me, che alla fine si giocherà. L'abbiamo sentito anche prima nelle dichiarazioni, sì. Fabio, sicuramente non c'è la volontà da parte del Messina di iniziare questa gara. Comunque adesso dovrebbe esserci, quando finiranno il lavoro gli addetti in quell'area di rigore lì, dovrebbero esserci gli ultimi riscontri, dovrebbe esserci l'ultimo sopralluogo di Paparesta, che però secondo me una decisione l'ha quasi presa, sta aspettando di vedere se tiene il tempo, vorrà far riscaldare i giocatori. Ecco, diciamo che le due squadre in questo momento non si stanno riscaldando al massimo e questo potrebbe essere, stanno facendo del torello leggero, un po' quello che fanno i giocatori tra il primo e il secondo tempo quando sanno di non dover entrare in campo. Ma sai, perché loro già un riscaldamento l'hanno fatto. Quindi adesso vedi, si stanno passando la palla tra di loro, un dai e vai, qualche scattino, insomma per sentirsi abbastanza pronti, insomma, quando darà l'ok, avranno gli ultimi 10 minuti, non penso ritorneranno negli spogliatoi, a quel punto è tutto pronto, toglieranno la tuta e sono pronti per giocare, ecco.
Questi sono i palleggi di Candelà, Parisi e del Messina. Dalla parte opposta del campo invece adesso il preparatore atletico del Catania ha preso con sé la squadra e ricomincia un po' a scaldare la muscolatura di tutti i suoi giocatori. Si discute ancora, stanno discutendo con il quarto uomo i giocatori del Messina, guardano un po' l'avanzare delle nuvole che in realtà in questi minuti non sono avanzate tante, stanno creando quasi una corona intorno allo stadio. E adesso credo che tra poco Paparesta potrà fare l'ultima prova e poi ufficializzare, la sta facendo adesso vicino proprio alla zona, ha portato quasi di peso altri inservienti nella zona che lui riteneva quella più a rischio. Sentite che adesso il martellio è ben più consistente. Sta aspettando la sabbia. Piano piano sta migliorando, l'avete sentito. Tanto si sono accese le luci, Fabio. Sì, perché una nuvola ha coperto il sole e poi comunque bisognerà giocare con l'illuminazione perché a questo punto si finisce alle 6 e quindi di sicuro si finirà con l'illuminazione artificiale. Giovanni Guardalà ancora da Bordocampo. Giovanni. Sì, qui Paparesta si deve occupare di tante cose, ha insistito ancora con gli addetti qui dell'area di rigore sotto la curva nord, quella insomma alla sinistra della tribuna stampa, ha detto vedete che lavorando bene le cose migliorano, insomma ha fatto capire che la partita lui la vuole assolutamente cominciare. Nel rispetto di tutti, nel rispetto anche delle esigenze della squadra e delle società, però se il campo è in buone condizioni si gioca, mi sembra giusto. Secondo me quando è entrato in campo per fare il riscaldamento e si è accorto che ce n'erano un paio che martellavano, ma insomma, come dicevamo Quando è noi, entrato lui non c'era più nessuno che martellava. Ecco. Prima ce n'erano un paio, però vedi adesso lui li ha presi un po' di petto e sono aumentati Sono sicuramente. 6-7, sì. Solo nell'area di rigore, prima che ci diceva Giovanna guarda là, sono in 3. Sì, sì. E adesso la situazione anche lì mi sembra migliorata, mi sembra che addirittura sia scomparsa l'acqua che c'era in superficie e quindi a questo punto, amici, ci sono pochi dubbi. Se il tempo tiene, cioè se non comincia a piovere prima dell'inizio della gara, la partita può sicuramente cominciare. Poi se piove forte probabilmente il terreno ridiventa una pozzanghera e allora non si potrà continuare. Martina Messi da Bordocampo. Martina. Proprio quello che forse in questo momento preoccupa di più Paparesta. Infatti mentre continua il suo riscaldamento più volte ha alzato gli occhi al cielo per guardare appunto la situazione, le nuvole, perché stanno aumentando, adesso tra l'altro io sento qualche goccia di pioggia e sicuramente il cielo, le nuvole, le tantissime nuvole che stanno arrivando sono l'aspetto che in questo momento preoccupa di più Paparesta. Sì, sto guardando anche Parisi in questo momento che sta portando la palla, ha fatto 30 metri palla al piede e non ha avuto difficoltà. Continua il martellio, c'è Caserta che vorrebbe capire cosa possa succedere, perché insomma in questo momento di stasi mi sembra che i giocatori non abbiano neanche tanta voglia di forzare il riscaldamento. Adesso ricomincia a piovere. Qualche goccia, ma comunque preoccupante. C'è tantissima gente tra l'altro in campo, ce n'è quasi più in campo adesso che sulla tribuna, tra polizia, inservienti, steward, addetti al terreno di gioco, giocatori, dirigenti, tutti in attesa della decisione di Paparesta. Andiamo ancora a Bordocampo per cercare così di capire da lì qual è la sensazione al momento, se siamo in procinto di una decisione. Giovanni Guardalà. Giovanni.
Ma guarda, adesso ci sono di nuovo, c'è Zanchi che è il capitano del Messina che stava parlando con Paparesta. Il campo è in buone condizioni, il problema è che adesso ricomincia a piovere, non in maniera violenta, quindi però il problema appunto è quello, se la pioggia dovesse aumentare si riproporrebbe il problema. Per il momento Paparesta allarga le braccia e dice non posso, insomma fa capire che non è possibile rinviare. Adesso sta chiamando i capitani, però il pallone rimbalza. Da regolamento insomma Paparesta non può rinviare questa partita in questo momento. In questo momento in effetti è veramente difficile pensare a un rinvio, ma d'altronde io e Beppe lo diciamo da un pochino di tempo, no? La nostra sensazione era stata questa. Il primo tempo insomma si sarebbe potuto giocare, adesso visto che sono le 4 meno un quarto. Però, insomma, abbiamo detto insomma, che tutte le componenti stanno cercando con calma, con tranquillità di arrivare a una soluzione la migliore possibile. Aspettiamo. Il pallone rimbalza, ragazzi, non c'è niente da fare, guarda come rimbalza. Però continua a aspettare, perché Fabio? Perché ha paura di incominciare la partita e dopo 5 minuti incomincia a piovere forte. Buonanotte. Però intanto senza pioggia avrebbero già giocato un tempo. Un tempo, sì. Ancora Paparesta che fa rimbalzare il pallone. Che rimbalza, che scorre. Adesso va vicino a Zanchi. Zanchi allarga le braccia. Giovanni guarda là da bortocampo. Giovanni. Allora si gioca, Paparesta lo ha chiesto ancora ai due capitani Pantanelli e Zanchi, non c'era grande convinzione da parte dei due giocatori, hanno detto decida lei, allora Paparesta ha detto ok, si gioca. Martina Maestri da bortocampo. Martina, alle 4 si comincia. Sì, Martina. esattamente, per dirti proprio questo, Paparesta ha ribadito ok, proviamo a giocarla, si inizia alle 4 e siccome poi gli è stato chiesto ma se dovesse piovere, ho detto se dovesse piovere vediamo come regge il campo, vediamo quanto piove, comunque per il momento si gioca, fischio d'inizio alle 4. Quindi 60 minuti di attesa per decidere, poi per iniziare il derby siciliano tra Messina e Catania. Adesso in questi ultimi 10 minuti, Beppe, che succede? Si devono riscaldare con più lena, con più forza? Eh sì, devono accelerare sicuramente il riscaldamento, Fabio, passare agli scatti, alla velocità, insomma, magari anche fare una partitella, di solito 5 contro 5 a grande velocità in spazi ristretti. Sicuramente devono accelerare il riscaldamento. C'è un cambio intanto nelle formazioni, non c'è Morimoto, qui ci sono diversi giornalisti giapponesi tra l'altro che erano venuti a vedere Morimoto che era in panchina, al suo posto c'è Sardo. Morimoto che è insomma questo astro nascente del calcio giapponese che dopo aver giocato in primavera, ha giocato in prima squadra e ha assegnato per l'altro all'esordio con la maglia del Catania. Si sta sbizzarrendo Ottavio Ruggio in regia con delle riprese che facciano vedere quanto effettivamente stia cambiando la situazione meteorologica. Io credo a questo punto che potrebbe anche essere che Paparesta decida di non rientrare in questo momento visto che sta deluiando e aspettare ancora di vedere l'evoluzione. Che dici Giovanni? Mi sto spostando adesso verso il tunnel in modo da capire se a questo punto prenderà ulteriori decisioni. Credo che inizialmente insomma, scenderanno in campo le squadre. Vedete poi alle spalle dello stadio che si è spostata la zona di sole che prima era sopra lo stadio, è andata più verso la città, il centro della città, adesso invece, anzi la parte portuale forse della città, e qui invece è arrivata questa nuvolaglia. Ah, mi dicono addirittura lì si vede Reggio Calabria sullo sfondo dove c'è il sole. Infatti mi sembrava un po' lontano, per essere il centro della città che era dall'altra parte. E adesso Beppe piove forte, eh? Sì, piove forte Fabio. C'è ancora qualche speranza, però certo che la situazione si era appena migliorata. Adesso se piove 10 minuti così Fabio non c'è verso. Perché poi questo campo, come ho detto prima, non riesce a drenare molto bene, l'acqua rimane in superficie. E soprattutto adesso ci piove addosso anche a noi. È vero. Vediamo comunque se ripartirà la partita, quali saranno le formazioni delle due squadre, vediamole insieme. Allora il Catania
che deve fare a meno di Silvestri, che ha recuperato per la panchina, e di Sotti squalificato. Gioca con Lucenti sulla destra, Minelli centrale con Stovini, Vargas confermato a sinistra, Falsini comunque ha un problema al tendine, starà fuori ancora a lungo, Baiocco, Dusè e Caserta a centrocampo con il trio d'attacco Colucci, Spinesi e Mascara. Sardo ha preso il posto di Morimoto in panchina. Vediamo anche il Messina, dove le assenze sono molte ed importanti. Gian Lombardo al centrocampo, praticamente tutto il reparto offensivo ad eccezione di Bakayoko. Bakayoko riesce a giocare, Masiello giocherà alle sue spalle, la vecchia Pestrin, Candelà, D'Aversa e Parisi sono gli uomini del centrocampo a 5, manca anche Giuliano e quindi in difesa Zorò, Zanchi e Rea per questa difesa a 3 che ha previsto Cavasin, che vuole evidentemente un Messina comunque un po' prudente, un po' coperto, pronto a ripartire magari in contropiede. Potremmo anche vedere Masiello e D'Aversa tutti e due alle spalle della punta Bakayoko, magari con una specie di attacco a 3 che Cavasin ha spesso utilizzato, perché se Masiello allarga da una parte e D'Aversa, che l'ha fatto, allarga dall'altra, potrebbe anche esserci in attacco, in proiezione offensiva un 4-3-3, cioè un 3-4-3, un 3-5-1-1 che diventa un 3-4-3. Io penso, Fabio, che inizialmente possa essere veramente un 3-5-2, visto gli uomini che ha anche a disposizione sicuramente Cavasin, che a quel punto deve adottare un sistema di gioco abbastanza equilibrato, razionale, in base agli uomini che lui ha a disposizione, tenendo presente le due fasi di gioco. Quindi davanti un'unica punta a supporto con Masiello, che è molto bravo, rapido con il suo mancino, poi gli inserimenti dei centrocampisti, soprattutto di D'Aversa, perché Pestrin è uno che, come dicevi giustamente tu, è uno abbastanza tattico, sa anche proporre gioco, ma insomma è più difensivo. Allora, evoluzione meteorologica, qui adesso sembra aver rismesso di piovere, è passata una nuvola che si è scaricata sullo stadio, adesso è rismesso, entro un paio di minuti in meno anche dovrebbe decidere il direttore di gara se entrare con le squadre o meno, perché ci sono altre nuvole che arrivano e tra l'altro c'è un altro sistema nuvoloso che sta arrivando da un'altra parte e quindi se si addensa poi diventa veramente difficile. Martina Maestri da Bordocampo. Martina. Sì, perché ti confermo che per il momento, in questo momento, le squadre si stanno preparando per entrare in campo. Quindi tra pochi minuti Paparesta uscirà dalla sua stanza, aspetta le squadre e comunque entreranno in campo. Va bene, questo ci leva dunque dei dubbi. Squadre in campo, poi vedremo l'evolversi a questo punto della pioggia. Un po' difficile prevederlo perché ci sono degli squarci d'azzurro con del sole e poi invece arrivano delle improvvise nuvole nerissime che si scaricano sullo stadio e scappano via. Dipende anche un po' dal vento, da che parte Sì. dove ce le manda ste nuvole. Ecco, adesso però ce le sta mandando proprio sopra il naso e tra l'altro è un sistema nuvoloso un po' più basso e minaccioso di quelli che sono appena passati. Lo vedete proprio nell'angolo destro adesso del vostro teleschermo, quello sta passando sopra lo stadio e si sta addensando sullo stadio. Speriamo non proprio sopra il naso nostro, perché qui non abbiamo una grande copertura. No, ecco, per me è che se piove noi la prendiamo tutta, Beppe. Se piove forte come prima la prendiamo tutta. Sì. Vedete ancora questo scorcio della collina che domina il San Filippo con alle spalle quel sistema nuvoloso che si sta affacciando sopra lo stadio e che invece prima è rimasto per un'oretta a corona dello stadio, tutto intorno allo stadio, che invece era illuminato dal sole. Adesso invece la situazione è evoluta in peggio e mi sembra che stia ulteriormente evolvendo in peggio. Dal campo Giovanni Guardalà può vedere meglio di me quale sia il movimento dei sistemi nuvolosi qui sopra il San Filippo Neri, ma mi sembra che insomma al momento sembra in peggioramento la situazione. Giovanni. Sì, da quel punto di vista sì, anche se la pioggia in questo momento si è un po' attenuata. Io ho fatto adesso un giro proprio nelle aree di rigore e la situazione è nuovamente peggiorata, insomma si formano subito le pozzanghere, basta davvero poco perché come diceva Beppe il drenaggio non è il massimo oggi qui, quindi appena piove insomma si formano subito delle pozzanghere soprattutto nelle aree di rigore. Quindi in caso di pioggia intensa, Giovanni, in 10 minuti praticamente il campo tornerebbe di fatto del tutto impraticabile. Secondo me sì, perché proprio c'è uno strato molto duro sotto, quindi non c'è la possibilità di assorbire se non appunto quando passa parecchio tempo come è accaduto in precedenza. Siamo stati un'ora senza pioggia e la situazione era migliorata, però sono bastati 5 minuti di pioggia per rendere nuovamente il campo difficile. Quindi di fatto è peggio adesso che alle 3. Di fatto sì, è quasi come alle 3. Le aree di rigore sono quasi come alle 3. Stanno entrando comunque in campo le squadre.
ecco ancora uno scorcio della situazione meteorologica in divenire. Dall'altra parte è incredibile, ma c'è ancora dell'azzurro e del sole. Lo stadio sembra al centro veramente di una situazione surreale dal punto di vista del tempo, perché è tutto nero fino a metà campo e poi dalla metà campo in là è azzurro. Questo naturalmente non può che far rischiare una partita, se non altro, se ricomincerà a piovere, difficile, questo sicuramente. Però ripeto, a questo punto doveva cominciare il secondo tempo e secondo me forse alle 3 già c'erano le condizioni per giocare. Comunque Paparesta, per essere più tranquillo, ha deciso di attendere e si è comportato con il classico buonsenso, no? Di cui si parla tanto, giusto? No, giusto. Ripeto, è perché è la situazione contingente. Io ho giocato in condizioni sicuramente peggiori e ho portato a termine determinate partite. In questo momento bisogna avere il buon senso e Paparesta l'ha usato, insomma, tutte le cautele del caso per far iniziare questa partita nel miglior modo possibile. Però secondo me alle 3 si poteva iniziare. Sono ancora lì tutti in attesa. Ormai in teoria mancano pochi secondi alle 4, Paparesta riesce però all'auricolare e quindi credo che questo sia l'ingresso in campo ufficiale delle due squadre, anzi lo è sicuramente, ingresso in campo ufficiale delle due squadre e poi vedremo come evolverà la situazione, però insomma se non altro vediamo un po' di calcio. Quel nero lì è brutto, quello lì se si scatena sono dolore. E dunque, squadre in campo agli ordini di Gianluca Paparesta, che con Stagnoli e Copelli ha atteso un'ora prima di dare il via al possibile inizio della gara. Dico possibile perché, ripeto, la situazione è ancora in evoluzione. Non mi sembra ci sia tutta questa... cioè già il clima era surreale. E la carica, il fatto di giocare in uno stato deserto non te la dà. Poi questa attesa di un'ora, il fatto che prima sembrava si giocasse poi non si gioca, poi si gioca, poi non si gioca, mi sembra che abbia tolto anche un po' di convinzione dai volti dei giocatori, o sbaglio, Beppe? Sì, perché secondo me loro erano convinti di non giocare questa partita. Poi tu dici giustamente surreale, ma io dico anche reale, perché dobbiamo tenercelo a mente quello che è successo, Fabio. Hai capito? E questi stadi vuoti non li vogliamo più vedere, assolutamente. È vero quello che dici, bisogna tenerlo a mente. Io credo che questa volta ci sia stata una presa di coscienza, spero almeno, ma lo credo però, ci sia stata una presa di coscienza diversa rispetto alle volte precedenti. C'è adesso una legge dura anche in certi casi che va applicata e che può veramente portare a un cambiamento radicale delle nostre abitudini allo stadio, soprattutto se gli stadi cambieranno. Due momenti drammatici del nostro calcio che è già ripartito su tutti gli altri campi e riparte adesso anche a Messina ed anche per il Catania. Allora Beppe, che partita ti aspetti? Ma qui bisogna capire, perché io mi sono informato, ho parlato con Materazzi per capire, insomma, visto che l'Inter ha giocato 4 partite di Champions League a porte chiuse, come fosse giocare così. Mi ha detto devi trovare grande concentrazione dentro di te, se no ti sembra di giocare la partita con gli amici a calcetto. Quindi concentrazione e determinazione. E prima palla in profondità con Zorò che va in copertura, poi Spinisi che prova a arrivare di forza, Zorò ancora copre, insiste il Catania che era partito forte, si era fatto subito vedere Mascara in profondità, qui il fallo su Caserta, calcio di punizione per il Catania. Sai, col 4-3-3 del Catania, con i due giocatori molto larghi, Colucci da una parte e Mascara dall'altra, ad allargare la difesa del Messina con i 3 centrali che dovranno essere bravi a turno a scalare sull'esterno. Spinisi che aveva segnato all'andata. Ricorderete anche Mascara, una delle 3 espulsioni di Mascara fu proprio in questa partita, l'andata, fu espulso per somma di ammonizioni, si era tolto la maglia dopo aver segnato uno dei 2 gol della sua squadra. Pronto proprio Jonathan Spinisi. Tiro deviato, ma è uscito moltissimo dalla barriera Luis La Vecchia, primo ammonito della partita. Quando ha calciato Spinisi, La Vecchia di fatto era praticamente sul pallone. Ma secondo me tante volte i giocatori non sanno il regolamento. Io continuo, perché dopo si meravigliano quando vengono ammoniti. Punizione di prima, tu eri a 2 metri, ancora prima di batterla. Sì, guardate dove era La Vecchia, sembrava quel famoso giocatore dello Zaire del 74 che al fischio è andato a battere lui il calcio di punizione. E poi si meraviglia, ecco, e lì piove forte,
Tra poco andremo a bordo campo subito da Giovanni Guardalà, Martina Maestri è vicino alla panchina del Catania, Giovanni Guardalà quella del Messina. Ancora Spinesi, trova di nuovo la barriera che questa volta non si era mosso, era uscito ma con i tempi giusti Zanchi. Prova a partire, viene subito fermato però Bakayoko. Il Catania ancora con Mascara, cercato e non trovato, è arrivata lì la chiusura di Manolo Pestrin. Adesso piove fortissimo di nuovo, all'improvviso appena iniziata la partita si è scatenato di nuovo un nubifragio. Zoro esce ancora e cerca Bakayoko in profondità. Pallone che scivola, scorre, termina direttamente in fallo laterale, rimessa in gioco per il Catania. Juan Vargas con le mani, buon campionato a sinistra di Vargas, buonissimo anzi. Pestrin, uscita con i tempi giusti, però poi alla fine perde palla. Stovini, insiste ancora il Messina. Parisi, prima palla giocabile a sinistra, cerca la sovrapposizione, il suggerimento però è un po' largo, non può raggiungere Masiello, la rimessa laterale sarà per il Catania. Sì, è Pestrin che fa il mediano davanti alla difesa, quello dove i flussi del gioco partono da lui, con i due interni di centrocampo, Candelà da una parte e D'Aversa dall'altra. Edusei ha aperto, prova Vargas ad arrivare sul pallone, lì in effetti il campo sembra già zuppo molto più che qualche minuto fa. Ci sono stati 3-4 minuti di pioggia forte e mi sembra abbiano già inciso sul terreno di gioco. Insiste però ancora il Messina, possibilità per il Catania di ripartire con Caserta, suggerimento per Mascara, buona la giocata di Mascara, viene fermato irregolarmente, aveva saltato Angelo Rea, calcio di punizione dunque per il Catania. Rea è stato bravo in questa situazione ad allargare la propria posizione, poi qui commette fallo perché non guarda più la palla, ma uno dei centrali, soprattutto gli esterni del pacchetto a 3 devono essere bravi anche a scalare sull'esterno. Rea l'ha fatto bene. Baiocco allarga, prova a farsi vedere Giuseppe Colucci, in verticale ancora per Baiocco, è uscito Zoro, cerca ancora Bakayoko che è isolatissimo però lì davanti. La rimessa laterale sarà per il Catania che ha cominciato meglio, Messina lascia Bakayoko un po' da solo lì davanti. Ma sai, l'impianto di gioco del Catania è collaudato, anche se arrivano una settimana turbolenta, però i giocatori sanno cosa fare in campo, giocano così a memoria da tanto tempo e allenati molto bene, una squadra che è molto propositiva. Baiocco centrale, prova a toccare Caserta, trova Mascara, Mascara ancora fa passare il pallone, è arrivata però la copertura da quella parte di La Vecchia, poi il rinvio in profondità di Caglioni, Zanchi chiama fuori la difesa, colpo di testa di Minelli e poi sul pallone arriva Masiello per primo. Parisi cerca il lancio in profondità, lascia scorrere il pallone Stovini, è arrivato Pantanelli senza problemi, ha già riproposto Minelli ed Usei. Portapalla il Ghanese. Ricomincia ancora da Minelli, il pallone si ferma, viene attaccato Minelli, l'ultimo tocco è proprio di Masiello che aveva cercato di contrastare il tentativo di rinvio dell'avversario, la rimessa laterale già effettuata dal Catania. Su un campo così non ti puoi permettere un passaggio molle indietro come ha fatto Edusei, rischiosissimo, mentre prima Stovini, che era anche in anticipo, non ha voluto rischiare e ha calciato lungo la palla. Penso che le indicazioni degli allenatori siano queste, insomma, nelle difficoltà non si rischia mai e si butta, si calcia lungo. Martina Messi ha smesso quasi di piovere, Martina Messi da Bordocampo. Martina. Sì, è da un minuto che ha smesso di piovere, va un po' a raffiche questa pioggia, però proprio a conferma di quello che stava dicendo Beppe Bergomi, Marino si è arrabbiato, ha detto su un campo del genere in queste condizioni come si fa a fare un passaggio all'indietro e mettere in difficoltà il proprio compagno. Bisogna stare più attenti. Ecco il rinvio di Caglioni che cercherà la profondità, probabilmente Bakayoko che prova ad arrivare di testa, riesce a toccare in effetti e a favorire La Vecchia che è in controtempo, però poi torna sul pallone Luis La Vecchia, prova ad accelerare ancora La Vecchia, taglia centralmente, attaccata alle spalle, calcio di punizione per il Messina, si avvicina Parisi. Sì, ha rincorso l'uomo da dietro Mascara commettendo un fallo secondo me non cattivo, difatti non lo ammonisce, qui lo sbilancia con il braccio sinistro, è andato a rincorrere questa percussione centrale fatta molto bene da parte di La Vecchia. C'è anche Candelà sul pallone, Candelà aveva cominciato con la Roma a battere i calci di punizione, poi ha proseguito anche con l'Udinese, adesso però è proprio Parisi che aggiusta il pallone con maggiore cura. Vargas meglio sull'esterno. Vai Peppe contro, Sentite Pantanelli. Va Parisi e il pallone esce veramente di un soffio.
aveva controllato Pantanelli ma mi sembrava battuto. Pallone di Alessandro Parisi è uscito veramente di un'inezia alla sinistra del portiere del Catania. Sì, è riuscito a tenere bassa questa palla, secondo me è passata in mezzo alla barriera, vediamo, no, sull'uomo che si è staccato è andato incontro, secondo me Pantanelli qui era in ritardo. Eccolo il sinistro di Parisi, Pantanelli guarda solo il pallone e soffia per farlo uscire. Prova a rispondere il Catania che aveva cominciato anche meglio. In verticale cercato e non trovato Baiocco da Giuseppe Colucci, poi Baiocco si infila ancora in profondità, il pallone per lui è troppo lungo, nessun problema per Caglioni che lo fa suo e Nicola Scaglioni è pronto anche al rinvio. È difficile giocare queste palle in profondità alte perché la palla appena tocca per terra schizza via, quindi bisogna fare questi movimenti incontro, giocare e poi dare la palla dietro per poter ripartire dopo. Caglioni era il 12° anche di Storari che è andato al Milan, ha comprato Paoletti che faceva il 12° a Udine, il Messina, si era parlato di lui come titolare, invece è confermato Caglioni per il momento, ancora Caglioni arriva sul pallone dopo l'intervento sbagliato di Zuru. Sì, Colucci secondo me qui ha avuto troppo fretta di servire in profondità sul taglio fatto abbastanza bene di Spinesi, ma sul suo movimento si era inserito secondo me tutto libero dall'altra parte Mascara che poteva essere servito. Giovanni Guardalà da Portocapo. Giovanni. Sì, intanto per confermare quello che diceva Bergomi, anche Cavasin ha chiesto più volte a Zorò di rinviare immediatamente il pallone, però punta molto Cavasin sulla fascia sinistra del Messina. Adesso anche Candelà gioca molto largo, quindi si alterna con Parisi nei tentativi di sfondare a sinistra. Idusei è riuscito a rinviare su Caserta, centrale per Mascara, dai e vai con Baiocco, Baiocco attaccato da Pestrin che lo ferma, lo mette giù, però calcio di punizione per il Catania. Sai, forse ha intravisto Cavasin alla parte destra del Catania dove gioca Lucenti che non è, sì, lo sa fare questo ruolo, non è il titolare lì, ci gioca Silvestri, magari è bravo a spingere ma meno in fase difensiva e le vuole attaccare con più uomini creando superiorità numerica sull'esterno. Protestano per un presunto fallo di mano di Pestrini, giocatori del Catania, poi Bakayoko va all'esterno per La Vecchia, è pronto a traversone La Vecchia, c'è ancora Bakayoko in mezzo, è andato anche Masiello, il suo tentativo è deviato, ci sarà comunque calcio d'angolo per il Messina. Vargas rinviato con una Nati che è riuscito a opporsi al tentativo di traversone. Sale Parisi, sentite Pantanelli che chiama le marcature. Ok. Guarda la palla. Ai Parisi, Davide. La palla, Vargas. È lì la palla, Occhio lì, Peppe. Arriva il traversone per Zanchi che non riesce a trovare il pallone, prima di lui Zorò, anche lui non è riuscito a deviarlo verso la porta. Poi Baiocco sull'attacco di Parisi, ci sarà rimessa laterale per il Messina. Bravo Paparesta prima a dire ai difensori del Catania di guardare la palla, perché la palla è lì, la stanno battendo dal calcio d'angolo, invece si interessavano solamente dell'uomo. Prova Candelà, allarga ancora per Parisi, arriva il traversone tagliato di Parisi, non può arrivare Bakayoko, non arriva neanche Masiello, ricomincia allora La Vecchia, ancora il traversone deviato, buon momento questo del Messina e di nuovo calcio d'angolo per la squadra di casa che sta attaccando con buona convinzione adesso da qualche minuto. Sì, perché hanno spazio i due esterni, Parisi e La Vecchia, quando riescono a ricevere le palle hanno possibilità per poter crossare o chiedere l'uno o due ai compagni per arrivare sul fondo e mettere dei cross interessanti. Ammonizione per Baiocco che ha avuto a che ridire con il direttore di gara, si riferiva ovviamente all'intervento precedente. Sull'intervento in scivolata di Parisi Baiocco aveva chiesto la deviazione o calcio di punizione per gioco pericoloso, c'era stata rimessa laterale per il Messina e allora si è arrabbiato Baiocco, ammonito. Adesso c'è ancora rimessa laterale perché non si tratta di calcio d'angolo, questa è l'occasione a cui facevo riferimento, non si tratta di calcio d'angolo, rimessa laterale per il Messina con Pestrin all'interno dell'area di rigore, Pestrin ancora che prova a girarsi, poi la da fuori. Mascara, Caserta attaccato alle spalle, calcio di punizione per il Catania. È un Messina che vuole cercare di fare un pressing abbastanza offensivo, no? Cercare di recuperare la palla più vicino all'area di rigore per avere queste ripartenze corte, per sfruttare la velocità soprattutto di Bakayoko. Come comanda Pantanelli dalla difesa, l'avete sentito sgolarsi anche in questa occasione. Sul rilancio lungo tocca Rea, poi Pestrin cerca un possibile contropiede senza trovarlo, la rimessa laterale sarà ancora per il Catania. Mascara cercato, la chiusura di Rea che riesce anche a tenere il pallone in campo. Pestrin, poi rinvio a trovare Masiello, si gira Masiello, punta all'area di rigore avversaria, ancora Masiello, l'apertura a sinistra, si fa vedere Parisi, prova a salire ancora Parisi, Masiello chiede palla di ritorno, arriva il cross di Parisi deviato, c'è un contatto, poi Masiello mette fuori però Stovini. Zorò, non granché il controllo.
riesce comunque a tenere il pallone in campo, lo dà ancora in profondità, Lucenti prova a contenere Candelà, Lucenti lo tiene ancora lì e alla fine Candelà tocca il pallone, lo mette in fallo laterale, la rimessa in gioco sarà per il Catania. Messina si appoggia molto su Masiello, che gioca dietro in verticale rispetto a Bakayoko, e poi lui riesce a liberarsi e fare questi cambi di gioco, a servire soprattutto sull'esterno un puntuale Parisi. Sembra essere scivolato nell'occasione precedente Bakayoko, qui Baiocco che si fa toccare il rinvio, la rimessa laterale però è ancora per il Catania, buon inizio di Masiello. Arriva ancora Candelà a toccare il pallone, altra rimessa laterale sempre per il Catania. Siamo giunti al 13°, il punteggio è di 0-0, la partita è iniziata con un'ora di ritardo, si gioca a porte chiuse, Messina-Catania. La rimessa laterale sarà ancora per Vincent Candelà, che poi la lascia però ad Alessandro Parisi. Prova a gestire ancora il pallone Candelà, con la punta del piede per Bakayoko, ancora Candelà. 1 contro 1, cerca il tunnel Candelà, arriva dalla copertura di Lucenti, ma lo cerca spesso in effetti Candelà, che evidentemente vuole sfidarlo nell'1 contro 1. Spinesi, attaccato da Zoro, palla all'indietro, non facile, Candelà se ne impossessa, c'è fallo, Colucci si arrabbia con Spinesi per il pallone di ritorno errato, calcio di punizione per il Messina. Ma non aveva fatto una buona giocata, perché aveva fatto un movimento in conto ad aiutare i propri compagni, perché Stovini era in difficoltà, poi nella giocata dietro non è stato preciso, ma su questo campo insomma va anche capito. Altro calcio di punizione affidato al destro di Candelà. Si è staccato anche Angelo Rea, che è l'ultimo uomo in questo momento, non è marcato. Candelà lo cerca, il pallone però è troppo corto, è arrivato colpo di testa liberato della difesa del Catania, che ora riparte con Caserta. Lucenti, Baiocco, attaccato Baiocco, è messo giù, calcio di punizione, chiede scusa Rea che rientrava dalla proiezione offensiva precedente, voleva sfruttare il calcio di punizione di Candelà. E voleva fermare l'azione per recuperare la posizione, infatti è andato a attaccare tutti finché ha commesso fallo, anche se la panchina non voleva il fallo. Mascara, centrale per Caserta che ha un buon tiro, ci pensa per un attimo, poi allarga ancora il gioco a Giuseppe Colucci, 1 contro 1 di Colucci, vuole il cross basso, Spinesi lo tocca, esce Rea con buona scelta di tempo. Poi Masiello a dare una mano, la vecchia. Tocca il pallone e poi subisce fallo Roberto D'Aversa. Calcio di punizione per il Messina, era riuscito a intervenire in anticipo D'Aversa, è stato messo giù da Minelli. Si è stato anche infortunato a trovare questa palla, perché non era posizionato benissimo con il corpo, si è girato al momento giusto, è riuscito a toccarla, a quel punto ha messo fuori causa Minelli, che pensava di essere sicuro, di arrivare in anticipo, invece ha sbagliato il tempo. E ha toccato l'avversario, calcio di punizione affidato a Manolo per Strin. Zanchi, Zoro. Morbido Zoro per Bakayoko, chiuso. Lucenti. Centrale per Caserta. Baiocco, c'è Colucci però che subentra, prova ad attaccare la posizione di Candelà, c'è calcio di punizione, fallo del francese Gengamp. Lucenti, Baiocco, Lucenti, attaccato ancora da Candelà e di nuovo rimessa laterale per il Catania. Baiocco, chiuso, l'ultimo tocco però è di Parisi, è rimessa in gioco ancora per il Catania, che con questa serie di touche si è avvicinata di fatto all'area di rigore avversaria. Ancora la chiusura di Parisi e ancora rimessa laterale, sempre più vicini all'area di rigore. Sì, sono sempre attenti in anticipo, però piano piano, come dicevi giustamente tu, hanno guadagnato campo e adesso sono vicino ai 16 metri in una zona pericolosa. Baiocco allarga per Colucci, che non riesce a trovare il tempo giusto per controllare il pallone, che si perde sul fondo. Ci sarà rimessa laterale stavolta per il Messina, che ha avuto in questi primi 15 minuti un buon momento tra il quinto e il decimo. Sì, è riuscito a dare intensità di gioco su questo campo che non è facile, cerca di fare la partita, mettere sotto pressione il Catania, aggredendolo, non facendolo ragionare, però insomma di occasioni pericolose non ne ha avute. Vargas cerca di far danzare il pallone sulla linea laterale, c'è stata una copertura di La Vecchia, la rimessa in gioco è ancora per Vargas e per il Catania. È pronto al cross. Eccolo che arriva, tagliato per Spinesi, fa prima Caglioni. Non ci ha creduto Spinesi in questa occasione, perché pensava che Vargas non riuscisse a mettere questa palla perché era chiuso, invece è stato bravo a girarla con il suo bel mancino, troppo lenta sul primo palo, ma Spinesi era fermo.
Caglioni batte profondo, colpo di testa in anticipo su Zorò, prova a insistere ancora il Messina, c'è fuori gioco però di La Vecchia, calcio di punizione per il Catania. Inquadrato Masiello, posizione in effetti irregolare proprio di Masiello, calcio di punizione per il Catania con Pantanelli che si avvicina. 17 minuti di gioco, fino adesso non abbiamo visto grandi occasioni da gioco, grandi occasioni da gol, e soprattutto cosa pensi tu, Beppe? È una partita anche un po' influenzata nel suo svolgimento da questa ora di attesa? Anche, e poi perché insomma giocare senza pubblico, come ho detto prima in precedenza, non è facile, devi trovare grande concentrazione, essere veramente dentro la partita, se no ti sembra di giocare una partita d'allenamento. Caserta allarga ancora per Colucci, prova a inserirsi Lucenti, sfrutta il movimento Colucci, fuori il pallone per Caserta, si libera bene Caserta ancora con il rimpallo e il pallone che termina sul fondo. Un dribbling di troppo da parte di Caserta, c'era lo spazio per poter calciare, ma ancora una volta bravissimo Lucenti, vedi, sulla sua sovrapposizione ha permesso a Colucci di dare questa palla dentro, un dribbling di troppo, poi il rimpallo favorevole ma non trova la porta. Colucci aveva dato un buon pallone, qui Dici poteva tirare forse, sì, prima del sì. dribbling su Zanchi. Esatto, però ancora una volta da dietro Lucenti arriva sempre con grande velocità a creare superiorità numerica e a permettere al proprio compagno di poter giocare la palla e non subire il raddoppio. Il tocco di La Vecchia deviato, c'è rimessa laterale dunque per il Messina. Così la rimessa verso Bakayoko che non può controllare, Baiocco. Incrociano le punte, viene incontro Mascara, chiuso, Pestrin ha ricominciato. Candelà. D'Aversa cerca Bakayoko, si gira Bakayoko, buono Bakayoko, ancora prova al destro, deviato, la palla resta lì, ancora Bakayoko, Candelà. Cerca di aprire di nuovo il gioco a destra, La Vecchia cerca il traversone per Masiello che si era inserito con buona scelta di tempo, ancora La Vecchia, vede ancora Masiello al centro, adesso c'è anche Bakayoko, vorrebbe il traversone, allarga poi il pallone a D'Aversa, arriva il cross, buona uscita di Pantanelli in anticipo su Bakayoko. Ha fatto molto bene con questa sovrapposizione interna arrivare al cross, un Catania che difende troppo basso, anche i due esterni di centrocampo vengono ad appiattirsi sulla linea difensiva creando una linea quasi di 6 giocatori, invece devi essere più alto e andare ad aggredire il portatore di palla. Baiocco riesce a controllare il pallone sull'attacco di Pestrin, subisce fallo, calcio di punizione. Bakayoko è arrivato dal Livorno, lo scorso anno aveva avuto molti problemi, aveva avuto problemi con Mazzone, era stato addirittura allontanato dalla rosa, poi è rientrato qualche partita, qualche gol, ma poi ha preferito cambiare e arrivare proprio al Messina. Vargas cerca un traversone che non impensierisce nessuno, Zorò senza problemi per Parisi. Ecco il rinvio lungo di Parisi, a cercare ancora Bakayoko, ben posizionato però riesce a rinviare Minelli senza problemi, anzi Stovini senza problemi. Giuseppe Colucci, in verticale per Baiocco, fuori il pallone per Lucenti, dentro ancora per Giuseppe Colucci, grande aggancio in area di rigore e poi non riesce a chiudere con il sinistro. Prima palla gol della partita al 20° Colucci. La catena di destra si è mossa perfettamente, un dai e vai con la ricerca del terzo uomo che si è buttato nello spazio senza palla, è stato trovato perfettamente, anche l'aggancio è risultato positivo e poi se l'è portato un po' troppo sul sinistro, non è riuscito più a trovarla questa palla. Non mi sembra sia stato il campo tra l'altro in questo caso, non è proprio riuscito a trovare il pallone per il tocco immediato con la punta sinistra. Sai, su un campo asciutto tu la puoi fare anche rimbalzare questa palla perché era molto morbido, ma lui sapeva che non poteva fare questo, ha cercato l'aggancio col mancino, ma la paglia è andata leggermente esterna. Baiocco allarga proprio per Juan Vargas, cerca un pallone verticale Vargas, la chiusura di Rea, ricomincia Pestrin per il Messina. Bakayoko si gira, suggerimento centrale, Candelà stava per sfruttare un rimpallo su Edusei, Pantanelli senza problemi. Un errore prima da parte della difesa del Catania che arretrava su un passaggio verticale verso Bakayoko che gli ha permesso di prendere la palla e girarsi e puntare, poi Stovini ha recuperato molto bene. Mascara prova a girarsi, Mascara riesce a dare all'indietro a Caserta, c'è Baiocco che si fa vedere, Caserta ancora, davanti Spinesi fa movimento come Mascara, Caserta con una mezza punta riesce comunque a servire Lucenti anche se deve indietreggiare il giocatore del Catania per prendere il pallone. È venuto dalla parte opposta a cercare un pallone giocabile Colucci,
c'era Mascara anche che si era mosso verso il centro con Spinesi che va incrociato, Baiocco era lì vicino, palla però che fallo laterale e rimessa in gioco ancora per il Messina con Parisi. Lucenti, Bakayoko, Lucenti ancora all'indietro, Stovini cerca sempre Baiocco, trova sempre Parisi, Candelà, va via Candelà, molto bene, uomo in più, Candelà ancora prova ad andare via anche De Dusei che lo ferma comunque in maniera regolare. Caserta, anticipo secco di Rea, molto bello, Masiello, Bakayoko in fuorigioco, calcio di punizione. Giovanni guarda là da bordo campo. Giovanni. Indicazioni proprio per Bakayoko di Cavasin, lo ricordavate voi, il Messina manca praticamente tutto il pacchetto avanzato, manca Riganò, Di Napoli e Floccari. Bakayoko fino a questo momento non sta facendo quello che gli chiede Cavasin, cioè è chiaro che non è facile in questo campo, però gli chiede di tenere più il pallone per aiutare anche i centrocampisti a dargli aiuto, perché sennò lì davanti è troppo isolato. Vargas, Baiocco in verticale per Caserta, poi ancora il pallone per Giuseppe Colucci, migliore forse dei suoi. Colucci cerca di ingannare la difesa, non ha dato a Lucenti, ha dato in mezzo, poi Spinesi ancora per Mascara, si chiude di nuovo la difesa del Messina, ma è sempre potenzialmente pericoloso con i 3 uomini offensivi di davanti il Catania. Lucenti poi, ancora Lucenti, cerca l'esterno destro, altro intervento di D'Aversa che riesce a toccare il pallone, la vecchia evita il calcio d'angolo e guadagna addirittura rimessa dal fondo facendo rimbalzare il pallone sulle gambe di Mascara. L'uomo più pericoloso in questo momento per quanto riguarda il Messina è Lucenti, perché sta spingendo parecchio sulla fascia destra e Candelà fa fatica ad arginarlo perché non lo segue, si fa quasi sempre sorprendere alle spalle e Parisi è sempre in mezzo a 2. Eh sì, perché ovviamente c'è sempre Colucci che dà una mano lì sul lato destro a Lucenti. Colpo di testa di D'Aversa per Masiello che si gira, ancora Masiello. Vorrebbe Bakayoko, non lo trova l'esterno la vecchia che ricomincia da capo. D'Aversa cambia tutto dalla parte opposta, non può raggiungere il pallone però Parisi, la rimessa laterale sarà per il Catania. A metà del primo tempo si è cominciato con un'ora di ritardo, 0-0 tra Messina e Catania, si è cominciato con un'ora di ritardo per permettere al terreno di gioco di rendersi di nuovo praticabile dopo un diluvio che si era abbattuto su Messina. Il cambio di gioco è una soluzione offensiva importante secondo me in questa partita che deve sfruttare il Messina, però deve essere preciso, sui piedi, non lunga perché la palla come abbiamo visto prima schizza e non la prendi più, perché con il centrocampo a 3 lo puoi prendere in difficoltà il Catania. Col cambio di gioco. Sì. Caserta chiuso, ha toccato in profondità Zoro, attaccato anche da Caserta, i due si sono un po' beccati. Edusei, Vargas, Minelli, Stovini, allarga ancora per Lucenti, centrale per Edusei, Caserta, Baiocco, Edusei non riesce a guadagnare in verticale terreno il Catania, adesso ci prova con Mascara, l'apertura dalla parte opposta ancora per Lucenti che è quello che dà veramente ampiezza alla manovra del Catania. Lucenti cerca traversone per Spinesi, Zorò ha messo fuori, Masiello sul pallone, poi D'Aversa che prova a spingere in contropiede, Bakayoko ha centrato il direttore di gara, dal pallone di Mascara arriva ancora D'Aversa, poi la vecchia, Masiello, Pestrin, è aggressivo un po' più adesso di prima il pressing del Catania. D'Aversa attaccato, perde palla e allora sul pallone arriva Giuseppe Colucci per Bakayoko, attende in profondità Spinesi, Caserta viene con Baiocco, scusate, non Bakayoko naturalmente, poi Giuseppe Colucci, ancora Baiocco, 1 contro 1 di Baiocco, Pestrin pulito su di lui, sempre Pestrin, Zoro, Parisi, centrale il suggerimento per D'Aversa, sentite che la panchina di Cavasin vorrebbe una giocata più veloce, più rapida in contropiede. Masiello, Bakayoko, Candelà, sempre Masiello, Candelà, Masiello, si è chiusa però adesso la difesa del Catania, ormai si gioca la squadra avversaria schierata. Il tocco di Bakayoko, buono per D'Aversa che ha una buona conclusione alla prova con il destro, palla contrata. Scusa Fabio, doveva dare subito 1-2 per Bakayoko, c'era il buco centrale, si era creato molto bene con questo 1-2, combinazione centrale, ha voluto andare alla conclusione che non ci stava. Comunque buona la trama che ha portato a questa conclusione il Messina, fatta molto bene,
anche se fa fatica a ribaltare l'azione, c'è poca velocità, poca gente oltre la linea della palla, tutti sono preoccupati di stare dietro. Caserta, Mascara fa la finta per Spinesi che si gira, Spinesi si gioca per il vantaggio, c'era fallo su Mascara, Spinesi ha perso palla ma era in una posizione più vantaggiosa rispetto a quella di Mascara e quindi il vantaggio si è concretizzato e non viene fischiato il calcio di punizione precedente. Candelà in verticale per Bakayoko, si gira Bakayoko, vorrebbe la conclusione, ancora Bakayoko, cerca un po' di sostegno, poi viene forse spinto ma va giù anche da solo, si arrabbia Bakayoko, non c'è fallo su di lui, spreca un altro pallone però anche il Catania che non riesce a servire Colucci nella giusta maniera. Pestrin per la Vecchia, Masiello sta giocando davvero il proprio trequartista ma quasi partecipa da regista alla manovra. Zoro, I due giocatori che giocano maggiormente palla per il Messina sono Pestrin davanti alla difesa e Masiello che deve essere coinvolto maggiormente visto che si deve muovere a 360 gradi su tutto il fronte d'attacco. Rea per Zanchi che dà palla a Caglioni fuori dalla porta ma Caglioni la deve... Caglioni è mancino, Fabio. Sì, la deve Quindi calciare con il destro. destro e la deve mettere direttamente in fallo laterale. Rimessa in gioco ancora per il Catania, 28 minuti 0-0. Baiocco contro due, Baiocco cerca il doppio passo, prova a passare, chiuso con agilità. Masiello attaccato da Dusei, va via Masiello, insiste tutto mancino con l'esterno sinistro, cede il pallone alla Vecchia, vorrebbe in profondità Bakayoko, di prima Bakayoko, bene per D'Aversa, 3 contro 3, possibilità per D'Aversa che prova a cambiare tutto per Candelà, 1 contro 1 di Candelà, controllato male Candelà ed è riuscito a sprecare una buona opportunità perché nell'1 contro 1 lui è forte, si sarebbe trovato praticamente solo davanti alla porta. Il contropiede possibile dal Catania, Mascara cerca la conclusione da lontanissimo, aveva Caserta a sinistra, Colucci a destra e Spinesi in mezzo. Due cose da sottolineare: prima il grande movimento che sta facendo Bakayoko, che è sempre in aiuto ai suoi compagni da dietro, è andato a ricevere il pallone, tanto qui vediamo la conclusione, perché va incontro, tiene palla Bakayoko e poi cambio di gioco e Lucenti, bravo nell'1 contro 1 contro Candelà. Martina Maestri da Bordocampo. Martina. Sì, in realtà per quest'ultima azione del Catania non si è arrabbiato Marino perché era già da diversi minuti che chiedeva ai suoi giocatori d'attacco, l'ha chiesto anche più volte a Colucci, insomma quando si avvicina all'area di rigore del Messina bisogna provare a tirare molto più spesso perché comunque il terreno di gioco non è assolutamente in buone condizioni e quindi può diventare, magari da un tiro può diventare difficile la parata, quindi vuole che si provi molto di più il tiro dalla distanza. E ha ragione Fabio, è una soluzione che ci insegnano da piccolino, insomma, su questo tipo di terreni. Sì. Tirare da fuori. E qualche tiratore a Catania ce l'ha perché Spinesi è un tiratore, Mascara è un tiratore, Caserta anche è un tiratore. Lo stesso Baiocco può calciare da fuori anche se è meno preciso degli altri. Ma anche secondo me non ha la forza, non ha il tiro da fuori. Gli altri che hai nominato sicuramente sì. E Dusei. All'indietro il suggerimento di Colucci, ricomincia da capo Lucenti. La facilità con cui il Catania fa possesso di palla, perché col 4-3-3 arrivano questi triangoli naturali ed è facile trovare quasi sempre l'uomo libero. Poi si fanno vedere con grande continuità, non hanno paura di giocare il pallone. Qui una buona giocata di Giuseppe Colucci, anzi di Caserta, che è stato messo giù. Per Caserta si era parlato addirittura nei mesi passati di una possibile convocazione in nazionale. Migliorato tanto questo ragazzo, sicuramente dai primi anni dove la fase difensiva non la curava quasi mai, adesso invece è un centrocampista completo, però da qui a dire che è nazionale, insomma, penso che deva ancora crescere. Calcio di punizione proprio per Caserta. Masiello è l'uomo davanti alla palla che prende indicazioni dal proprio portiere. Dentro Mascara, Spinesi. È rimasto dietro solo Stovini, c'è anche Minelli che era appostato sul secondo palo dove forse doveva arrivare questo pallone che invece si perde sul fondo. Sicuramente doveva arrivare lì ma con più forza, con più precisione, tagliato, teso, invece tutto il contrario. È pronto al rinvio ancora Caglioni, ecco il replay del calcio di punizione lontanissimo dalla porta di Caglioni e anche dalla possibile giocata di qualche compagno di squadra di Caserta. Ecco il rinvio del portiere. Non arriva la Vecchia, c'è Vargas che lascia scorrere, il pallone si perde in fallo laterale, 31 minuti di gioco, 0-0, un paio di occasioni, un calcio di punizione di Parisi e un'occasione per Colucci, una da una parte e una dall'altra, Parisi per il Messina e Colucci per il Catania, poco altro. Poco, perché le squadre si temono, sicuramente sai, il Messina ha cambiato allenatore, qui ha
arriva da una sconfitta bruciante contro l'Ascoli, quindi vuole essere sempre attento, concentrato, sta facendo abbastanza bene la fase difensiva, ma davanti i suoi attaccanti sono spesso soli, non vengono accompagnati dagli inserimenti senza palla dei centrocampisti o soprattutto dagli esterni che secondo me possono diventare determinanti come Parisi e La Vecchia. Colpo di testa di Colucci, poi il pallone allontanato da Zorò, insiste ancora il Catania, almeno ci prova. Pestrin, Parisi, Bakayoko attaccato da Stovini che gli porta via il pallone in maniera pulita, poi Bakayoko allunga il tackle, commette fallo ai danni di Lucenti, chiede scusa Bakayoko. Sentite Stovini che si arrabbia, Bakayoko in effetti sì, prende in pieno Lucenti, infatti sentite che Lucenti si lamenta e dice se entra così mi spezza una gamba, in effetti l'entrata cerca il pallone ma è dura. Io la penso come l'arbitro, è dura ma come dico così, non cattiva, cioè non voleva andare a far male al giocatore, ha cercato anche di rallentare la propria corsa. Dura ma casuale, dici? Sì, sì. Cioè l'arbitro l'ha interpretata così e sono d'accordo con lui, ecco. Cioè non l'ha ammonito, ecco. Vargas cerca in verticale, inserimento di Caserta senza palla, arrivata alla chiusura di Rea, poi Zanchi, si gira bene Zanchi, cerca un corridoio però non facile, Dusei ricomincia, viene incontro Giuseppe Colucci, fallo di Pestrin, calcio di punizione, anzi fallo di Pestrin, sì, calcio di punizione per il Catania. Pestrin deve limitare ogni tanto questa sua irruenza, vedi, vuole sempre andare a attaccare, a prendere questa palla anche in situazioni dove devi invece temporeggiare. Qui c'era il raddoppio, Colucci era sicuramente in difficoltà e non devi regalare un fallo al Catania. Pestrin che è stato autore quest'anno con la maglia del Cesena di un gol clamoroso contro lo Spezia, di rimpallo da centrocampo praticamente. Zorò di testa sul tentativo di Spinesi, poi Parisi, grande intervento, saltato di testa e palla laterale, fatto molto bene. Stovini, Baiocco, vuole ancora il traversone per Spinesi, la palla passa, c'è Mascara e incredibilmente divora il gol dell'1-0 Peppe Mascara. Eh sì, perché qui ha controllato anche bene questa palla, gli è rimasta lì a 5 metri dal portiere, almeno devi centrare la porta, invece ha buttato la palla sull'esterno, vedi, sulla finta di Spinesi Rea non riesce a prendere questa palla. Guarda, forse la tocca lui col destro prima di calciarla. No, sbaglia proprio. Questo è il controllo, si posiziona anche bene ma proprio ci abbatta malamente con il sinistro. Dalla parte opposta Masiello mette pressione e va a prendersi un prezioso calcio d'angolo. Era arrivata la copertura di Stovini, Masiello ha messo pressione, Stovini è riuscito a toccare il pallone ma è finito poi lui stesso a bordo campo scivolando sull'erba bagnata. 35 minuti di gioco, grande opportunità per il Catania per passare in vantaggio al 35esimo in corso. E qui l'ho vista brutta per Stovini perché ha fatto un grande intervento, ma guarda la scivolata come va a sbattere contro i cartelloni. Ricordiamoci cosa è successo l'anno scorso con Giampà. Giampà, sì. Sempre qui a Catania, 2 anni fa. 2 anni fa, sì. Poi il pallone è ancora gestito da Candelà per il Messina, 1 contro 1, per chi non se lo ricordasse, quasi 100 punti di sutura sulla coscia per Giampà per uno scontro con un cartellone pubblicitario. Poi da allora però sono cambiati i cartelloni e sono state messe delle protezioni diverse. Calcio d'angolo affidato ancora al Messina. È salito anche Marco Zorò. C'è Zanchi sul secondo palo, Zanchi, 1-0. L'hanno fatto saltare con grande tranquillità, facendogli prendere la rincorsa e andare a staccare dentro vicino all'area piccola. Infatti ho sentito prima Mantanelli che diceva Davide marca Baiocco, che ha cercato di recuperare la propria posizione ma era in ritardo e Zanchi l'ha punito. Hai visto Pantanelli adesso che ha guardato Baiocco e gli ha fatto Davide, come a dirgli proprio, ma te l'avevo anche detto. Guarda, se la rivediamo si vede perfettamente insomma che Baiocco fa fatica a recuperare la propria posizione, non so se poi è lui l'uomo, vedi, lo guarda ma a quel punto è in ritardo. L'hanno perso nettamente. Sì, da dietro, salta davanti a Stovini e a Baiocco. Io avevo visto che era partito da solo, infatti si era sganciato sul secondo palo, era partito da solo e poi il pallone era preciso e ha trovato il gol dell'1-0. Ma io devo fare i complimenti a Zanchi perché non è altissimo, però riesce a fare gol su palle da fermo, staccando, trovando il tempo bene, quindi anche questo è un bellissimo gol. Poi Zanchi è uno che di problemi ne ha avuti tantissimi in carriera, compreso un'operazione alla testa, la posizione di una placca poi.
c'è rimessa laterale per il Catania, che adesso si trova sotto dopo aver avuto praticamente 2 minuti prima del gol una grandissima occasione per passare in vantaggio. È clamorosa quella di Mascara, insomma, tutto solo davanti a Caglioni, palla sul mancino, non è riuscito a trovare la porta. Il rinvio profondo di Masiello è il secondo gol in questa stagione, in questo campionato di Zanchi, che aveva segnato nello stesso modo contro l'Udinese, e tra l'altro contro l'Udinese era tornato a segnare alla prima di campionato di quest'anno dopo 4 anni senza gol. Quindi dopo 4 anni senza gol, 2 gol nella stessa stagione. In verticale il suggerimento per Mascara, che è venuto fuori. Fa possesso palla il Catania, ogni tanto ha qualche difficoltà poi a arrivare intorno ai 16 metri. Adesso ci prova però con Lucenti, che accelera ancora. Lucenti vuole il traversone deviato da Candelà, che non può poi evitare il calcio d'angolo, e dunque va dalla bandierina anche il Catania. 38 minuti, 1-0 per il Messina, gol di Zanchi, colpo di testa in seguito a calcio d'angolo. Quando il Catania riesce a servire Lucenti sull'esterno, secondo me Candelà deve stare attento come ha fatto nell'ultima occasione. Trovare il tempo di chiusura, non permettersi di farsi saltare, farsi sorprendere sempre alle spalle, perché nella prima parte Lucenti veramente ha giocato molto bene. Sentite il direttore di gara che chiama la vecchia sul calcio d'angolo. È stato messo fuori il pallone da Versa, insiste però ancora il Catania, ci sarà rimessa laterale per il Catania, appunto inquadrato Candelà, è stato da Versa però ad allontanare di testa il pallone. Baiocco attaccato, deve girarsi, va via bene Baiocco in mezzo a 2, commette fallo Bakayoko, calcio di punizione per il Catania. È sempre attento Paparesta anche sui calci d'angolo, insomma senza pubblico riusciamo a capire anche le finestre dell'arbitro, che diceva la vecchia, guarda la palla, non guardare l'uomo, sono indicazioni che l'arbitro è sempre attento, ti guarda e vede cosa sta succedendo dentro l'area di rigore. E se non guardi l'uomo poi ti dà anche calcio di rigore. È Colucci pronto a battere il calcio di punizione, è salito Stovini, palla tagliata sul secondo palo, ma ancora una volta un brutto calcio di punizione del Catania, il secondo battuto in questo modo che si perde direttamente sul fondo. Sì, prima Caserta e adesso Colucci. 39 minuti nel corso di questo primo tempo, sempre 1-0 per il Catania. Io vi ricordo che in effetti è primo tempo, la partita la sta seguendo in diretta perché l'incontro qui è cominciato con un'ora di ritardo perché il campo non era giudicato in buone condizioni dal direttore di gara, che ha preferito aspettare 60 minuti prima poi di far iniziare regolarmente la partita. Si temeva per la praticabilità del campo perché è ricominciato a piovere pochi minuti dopo l'inizio della gara, ma adesso è di nuovo smesso. Mi sembra che il campo sia in buone condizioni. Calcio di punizione ancora per il Messina. Avete sentito Candelà chiamare ancora Zanchi e dirgli di andare, di salire, sia Marco Zanchi che Marco Zorò, perché sono 2 saltatori. Si ridispone la difesa lasciando come ultimi uomini all'indietro Pestrin e lo stesso Candelà. Calcio di punizione di D'Aversa, che ha cercato la porta con uno splendido calcio di punizione. Pantanelli, che era nettamente fuori dalla porta, è riuscito a recuperare e a mettere in calcio d'angolo. Grande palla gol per il Messina però. Sì, perché il Catania tiene la linea difensiva molto alta, vicino all'area di rigore, al limite dell'area, dà la possibilità al proprio portiere di uscire. Vedi che era già pronto per l'uscita, è il marchio di fabbrica di D'Aversa, lui è molto bravo sulle punizioni a sorprendere il portiere, poi è riuscito a recuperare la posizione. E Pantanelli ha dovuto compiere una grande parata per salvare l'1-0 che per adesso comunque sta punendo la sua squadra. Altro calcio d'angolo per il Messina, salta, colpisce di testa Parisi, Pantanelli senza problemi. Mi sembra in difficoltà il Catania sulle palle da fermo perché sono un po' disattenti, distratti, non riescono ad accoppiarsi molto bene con gli attaccanti del Messina. Adesso però il contropiede con Mascara che cerca Colucci, il pallone arriva in qualche modo, Colucci sul fondo, adesso diventa più bella la partita. Si sono fatti sorprendere su una palla da fermo a favore del Messina, sono riusciti a subire un contropiede dove il Catania ha ribaltato l'azione molto bene. Ancora una volta Colucci, qui deve tenere la palla bassa, guarda, piedi distante dalla palla, corpo all'indietro, la palla va molto alta. Certo, ho detto, certo, mi diceva, Piedi da posto. io dico che non va bene, no? Sta parlando con il quarto uomo che è Avasin, dice che si è mantenuto per il momento nella sua zona di competenza. C'era evidentemente una discussione sull'animosità con cui sta seguendo la gara, tra poco andremo a sentire Giovanni Guardalà. Intanto spinge ancora il Messina, in vantaggio per 1-0, gol di Marco Zanchi. Parisi prova a toccare, pallone direttamente sul fondo. Giovanni Guardalà da bordo campo. Giovanni.
Sì, Cavasin si lamentava, l'ho ripetuto ancora adesso, un rigore netto, secondo lui sul calcio d'angolo di poco fa c'era un fallo da rigore, allora lì le proteste, Paparesta gli aveva fatto cenno di stare più tranquillo, si è avvicinato il quarto uomo Lena e Cavasin gli ha risposto: cosa devo dire, che ha ragione l'arbitro, sono nel mio posto e posso parlare. Poi rivedremo magari l'occasione precedente, a me francamente è sfuggito il contatto all'interno dell'area, se c'è stato forse su Parisi una trattenuta. Dalla parte opposta invece prova ancora Colucci a trovare un varco, va giù ma non c'è fallo. Pestrin non lo ha toccato in maniera regolare secondo il direttore di gara, e vedete Parisi che in effetti sta ancora protestando, credo per l'episodio precedente, quindi evidentemente al momento dello stacco, no, non su Parisi il fallo ma su Zanchi, Da parte di Stovini che lo tiene. Stovini per la su maglia. Zanchi. Sì, che prima lo prende per il collo e poi per la maglia lo tira giù. Abbastanza vistosa la trattenuta, Sì. rischiosa per Stovini, che non ha tutti i torti a protestare. Dunque Cavasin, Stovini in profondità, Spinesi anticipato da Zorro di testa, poi il rinvio di Minelli, interviene ancora Paparesta, c'è fallo commesso da Pestrin e calcio di punizione per il Catania. Vargas ricomincia, Minelli per Stovini, 43 minuti nel primo tempo, 1-0 per il Messina, gol di Zanchi in seguito a calcio d'angolo di testa. Minelli cerca la profondità, Rea senza problemi su Mascara, poi Edusei cade, Bakayoko chiede fallo, l'arbitro dice che si può proseguire. Lucenti, Baiocco, Zorru in chiusura mette direttamente in fallo laterale. Ancora cercato Baiocco, colpo di testa di Parisi, Pestrin, Bakayoko attaccato da Stovini che gli porta via il pallone, prova a tenerlo in campo in qualche modo senza però riuscirci Masiello. Baiocco ancora si gira, attacca Parisi, Baiocco all'indietro per Edusei che allarga ancora per Vargas, quasi zona tiro, si è allungato troppo il pallone, allunga la gamba e riesce a mantenere il possesso della palla, altrimenti sarebbe partito il contropiede del Messina. Poi traversone di Baiocco, Mascara, bella la girata di Mascara, bravissimo Caglioni. Sì, deve stare molto attento la vecchia su questi tagli di Mascara, che lascia la posizione larga ma viene verso il centro, e qui vedi troppo in ritardo, troppo lontano dalla marcatura, anche Rea però abbastanza disattento. Bravo a girare Mascara, non è riuscito a dare forza e soprattutto non è riuscito a angolare il pallone, Caglioni se l'è cavata. Edusei, Lucenti non riesce a controllare in un primo tempo il pallone, in un secondo sì però. E poi tocca troppo largo, palla in fallo laterale, ci sarà un solo minuto di recupero che tra poco comincerà, sta per cominciare il 45esimo di questo primo tempo, sempre 1-0 per il Messina. Vi ricordo che si è cominciato a giocare alle 16, l'arbitro Paparesta ha preferito rinviare di un'ora per garantire una migliore praticabilità del campo. Bakayoko tocca di testa, poi tocca anche Lucenti, la rimessa laterale sarà per il Messina. Sentite Paparesta che ha detto a Parisi di non esagerare nel guadagnare metri, colpo di testa di Bakayoko, poi il rinvio di Stovini, ancora Parisi di testa su Baiocco, Candelà subisce fallo, calcio di punizione per il Messina. L'arbitro molto vicino all'azione, secondo me ha visto bene anche in questo caso. Candelà batte la punizione un po' come faceva con Totti, nella Roma loro due erano quelli che si battevano la punizione in fretta uno vicino all'altro, qui cerca in fretta di servire Bakayoko ma sbaglia la misura del passaggio. Sul rinvio di Pantanelli, stacca di testa Pestrin, riesce a toccare il pallone, alle spalle di tutti però Caserta, attaccato da Masiello che commette fallo secondo l'arbitro, calcio di punizione dunque per il Messina. Qui sono meno d'accordo Fabio, perché arriva da dietro ed era riuscito a sorprendere Caserta, perché è troppo lento nel girarsi e a portare avanti quella palla. All'indietro Mascara mantiene il possesso del pallone, Minelli cerca Spinesi, tocca di testa Zanchi, su di lui commette fallo Spinesi, calcio di punizione dunque ancora per il Messina. Bel duello questo, a me Zanchi piace di più quando gioca in una difesa a 3, quando lui può fare il centrale, può comandarla perché ha i tempi di chiusura, è anche bravo di testa ed andare in chiusura sulla prima punta, come ha fatto molto bene in questo caso su Spinesi. Ha più protezione, perché quando gioca invece centrale in una linea 4 gli capita un 1 contro 1 con un centravanti molto forte fisicamente, può andare in difficoltà anche sulla velocità. Invece così più protetto con Zorò e con Rea, secondo me è la soluzione migliore per lui.
Zanchi tra l'altro a 17 anni ha esordito da libero, lui giocato nella primavera dell'Atalanta, lo fece sortire Mondonico, da libero era considerato un po' un giocatore alla Scirea, tanto per intenderci, poi ha modificato la sua posizione in campo. Bentornati a Messina nell'intervallo della partita tra Messina e Catania. I primi 45 minuti di gioco sono chiusi sul punteggio di 1-0 per il Messina. Sono stati 45 minuti di gioco posticipati rispetto al resto della Serie A perché, come ho avuto occasione di dire più volte, Paparesta ha deciso di attendere un'ora per rendere più praticabili le condizioni del terreno di gioco, che era stato messo a dura prova da un diluvio che praticamente si era abbattuto in tarda mattinata sulla città. Il terreno mi è sembrato praticabilissimo in questo primo tempo, abbiamo visto una partita a tratti bloccata, però anche con qualche spunto interessante, e poi di fatto sbloccata dal colpo di testa di Zanchi. Sì, abbastanza bloccata, soprattutto da parte del Messina, no? Perché come ho detto in telecronaca è una squadra che arriva da una brutta sconfitta con l'Ascoli, ha cambiato allenatore, quindi mi sembra una squadra più intenzionata a coprire molto bene tutte le zone del campo, non far ripartire il Catania, che ha sfruttato molto bene la fascia destra nel primo tempo, e da lì dove sono arrivati i pericoli maggiori per il Messina. E poi sulle palle da fermo un Catania in difficoltà sfruttate molto bene da parte del Messina, dove ha trovato il gol e altre situazioni importanti. Sì, Catania è sembrato un po' in difficoltà proprio su questo fondamentale, cioè sulla difesa da palla da fermo, mentre pochi minuti prima di passare in svantaggio aveva avuto forse la migliore opportunità di tutta la partita, non certo questo tiro dalla distanza di Mascara, ma un tiro da molto più vicino di Mascara all'interno dell'area di rigore con il sinistro. Mascara non ha centrato neanche la porta, questa è l'occasione, e probabilmente questo è stato un momento veramente decisivo del primo tempo di questo derby, perché poi sul capovolgimento di fronte calcio di punizione e gol. Sì, è stata lì, perché è stato molto bravo Zanchi a trovare l'impatto deciso su questa palla. Lui che non è altissimo ma trova molto bene il tempo, come sottolineavi tu, è il secondo gol che fa quest'anno. Prima mi sembra 1-0 contro l'Udinese, Sì. E qui sta dando in questo momento ancora la vittoria alla propria squadra. E non segnava, come abbiamo avuto occasione di dire, da 4 anni. Poi c'è questa grande risposta di Pantanelli a un calcio di punizione velenoso di D'Aversa, che aveva colto fuori dai pali il portiere del Catania che però nel finale ha provato a reagire nel tentativo di trovare prima dell'intervallo già il gol del pareggio, ancora con Mascara. Bella la sua girata stavolta, che arriva senza problemi, però l'ha presa in 2 tempi di Caglioni. Bentornati a Messina, 1-0 alla fine del primo tempo tra Messina e Catania. Vorrei andare a bordo campo per capire se c'è movimento per le sostituzioni, anche se non mi sembra, da Martina Maestri e Giovanni Guardalà, e poi vorrei anche capire se adesso il terreno è definitivamente tranquillo, insomma, perché arrivano ancora delle nuvole, ma insomma mi sembra che il terreno abbia tenuto almeno fino adesso. Martina Maestri da bordo campo. Martina. Sì, allora, per quel che riguarda le sostituzioni, al momento non sembra che ci siano in previsione dei cambi. Per quel che riguarda il terreno di gioco, hai visto assolutamente bene, sta tenendo benissimo. Poi comunque da circa mezz'ora non piove più. Adesso tra l'altro il cielo si sta anche un po' liberando dalle nuvole, ci sono diversi squarci di cielo azzurro, quindi insomma non dovrebbero esserci assolutamente problemi per il secondo tempo. È stata una partita condizionata secondo te, grazie Martina, Beppe, dall'ambiente, quindi dallo stadio vuoto e dal ritardo di un'ora? Ma sicuramente i giocatori non sono abituati a giocare in un clima così, no? Quindi come ho detto prima, trovare la concentrazione, gli stimoli e poi anche la preparazione, perché i 2 capitani quando andavano a vedere il campo insieme all'arbitro erano più verso il no che per giocare questa gara, quindi forse la concentrazione non era ottimale per quando nei primi minuti si è un po' visto, poi dopo piano piano con il passare della partita infatti è cresciuta anche di livello la partita. Sì, no? È cresciuta di intensità, di aggressività, insomma, anche se non abbiamo visto grandi giocate, insomma il campo anche non lo permette. Penso che possa penalizzare maggiormente il Catania, che è una squadra che predilige giocare palla a terra, non avendo davanti un giocatore forte di testa come Spinesi, quindi arriva quasi sempre alla fase di riferentura attraverso il cross, e questo campo un po' la penalizza, però insomma penalizza tutte e 2. Abbiamo visto molto bene Lucenti nel primo tempo per il Catania, e nel Messina, l'hai già detto, nel Messina invece chi hai visto? Ma sai, il Messina dietro sono sempre stati molto attenti, soprattutto per quanto riguarda Zanchi e Zorò. Insomma, possono sfruttare maggiormente le corsie esterne, si riescono ad avere in mano il possesso del gioco sia con la Vecchia da una parte che con Parisi. E davanti Bakayoko, insomma, pur giocando da solo, si è fatto vedere parecchio ed è stato un punto di riferimento importante. Super spot.
Lavarsi i denti è importante, ma non sempre è possibile. Quando non c'è lo spazzolino, c'è il Deigan Protex. 6. L'ultimo numero estratto è 6. Guarda, se esce il 6 faccio le pulizie per un anno. 9. Non hai vinto all'8? Rimetti in gioco i tuoi scontrini tutti i lunedì con replay della Gazzetta dello Sport. Ogni settimana in palio fantastici premi. Bentornati a Messina, 1-0 per il Messina alla fine del primo tempo. Vediamo anche velocemente, li avete visti solo per un attimo, i risultati. Eccoli qui: Atalanta-Lazio 0-0, Cagliari-Siena 2-2, Verona l'Inter ha battuto il Chievo 2-0, Fiorentina batte l'Udinese 2-0, Messina in questo momento in vantaggio sul Catania per 1-0, l'unico risultato provvisorio. Milan-Livorno 2-1, l'Empoli ha battuto il Palermo per 1-0, Roma-Parma 3-0, Sampdoria-Ascoli 2-0, la Reggina ha battuto il Torino per 2-1. In virtù di questi risultati, in questo momento il Messina e la Reggina sono a 19 punti, scongiuri dei tifosi della Messina e dei tifosi del Catania permettendo, e hanno scavalcato il Chievo che è a quota 18, il Parma resta penultimo a quota 15 dopo la sconfitta a Roma con l'Ascoli, il Torino resta in zona pericolosa comunque perché con la sconfitta interna è a 22 e dopo il periodo buono del Torino di Zaccheroni si è tornati invece a una serie di sconfitte che hanno rimesso in discussione la classifica del Toro, che si fa nuovamente abbastanza pesante. Vedete la panchina del Catania che studia i dati statistici del primo tempo per vedere eventualmente se apportare anche qualche modifica. È tutto pronto comunque per la ripresa. Beh, comunque vedendo i risultati, grande risultato da parte della Reggina. Grandissimo risultato da parte della Reggina, che sarebbe a quota 30 punti a questo punto, ha a pari accorciato con il ancora Catania, maggiormente la classifica tirando dentro il Torino, che dopo una fase centrale del campionato aveva veramente inanellato delle buone prestazioni. Le ultime partite sono state quasi tutte negative. Sì, è stata un po' la chiave di volta quella partita con l'Inter, da lì poi ha cominciato a perdere anche con la Roma, aveva perso in casa, poi ha perso in casa con l'Inter e poi è andato in calo vistoso. Vargas, vediamo se c'è la reazione del Catania in questo avvio di secondo tempo. Pallone girato da Mascara, lo ha impostato Stovini, Lucenti ancora che spinge sulla destra. Prova a inserirsi Baiocco sullo scambio di posizione con Giuseppe Colucci, cerca una giocata a Baiocco, non la trova, sul limite del fallo laterale, la rimessa in gioco sarà dunque per il Messina. È sempre lui dei centrocampisti che si inserisce, lui lo fa soprattutto con la palla, qui è nato senza, vedi come ha allargato bene anche la difesa, costringendo Zorò ad uscire dalla propria posizione, poi nell'uno contro uno non è riuscito ad andare via, ma lui si muove, va a attaccare lo spazio senza palla Baiocco. E tra l'altro in area c'erano già tutte e tre le punte e quindi si era creata una situazione di 3 contro 3 in area di rigore. La rimessa laterale ancora per Lucenti, prova a far girare palla Baiocco, Edusei, Vargas, Mascara viene fuori, gira ancora per Vargas, prova ad andare Vargas, buono il lavoro del peruviano, ancora Vargas in area di rigore, prova ad accelerare ancora Vargas, il traversone insidioso, ha salvato Parisi, grande azione di Juan Vargas. È molto bravo, palla al piede, nell'uno contro uno ha saltato 3 uomini con grande facilità e non era facile trovare lo spazio per mettere quel cross forte sul secondo palo. Poi Dusei che prova a dare pallone in verticale, c'è ancora la parata sicura di Caglioni. E poi bravo Parisi a fare la diagonale di copertura sul secondo palo, ad andare a chiudere molto bene in elevazione. E Roberto Carlos, l'idolo del peruviano Vargas, che ha lo stesso procuratore di Guerrero, che è una punta che gioca in Bundesliga e si era fatta molto ben vedere con il Bayern di Monaco nelle stagioni passate, che ancora comunque ogni tanto, anche se gioca spesso riserva, riesce a segnare. Dusei, Stovini, cerca la profondità, stacco di testa di Parisi. Il pallone è buono per Baiocco, prova ad andare in copertura Pestrin, Baiocco lo attacca, lo salta, c'è anche Giuseppe Colucci che subentra, grande giocata la sua, Colucci dentro ancora il pallone, Mascara fa girare, c'è Caserta, coordina il destro, arriva una deviazione sulla quale si proietta ancora con buona scelta di tempo Mascara che vuole girare verso il centro, Zorò mette fuori, insiste però ancora il Catania che ha cominciato benissimo la ripresa. Lucenti a dare sostegno, ancora Lucenti, traversone deviato, calcio d'angolo, grande pressione del Catania in questo avvio di secondo tempo. Eh sì, perché attacca molto bene con i difensori esterni, abbiamo visto prima Vargas fare una bellissima azione e Lucenti anche lui subito dopo, puntuale e preciso su quella fascia destra. Sale ancora Stovini,
Lascia Baiocco l'incarico del calcio d'angolo a Vargas che andrà con il sinistro. Spinesi in area di rigore. Sale anche Mauro Minelli. Palla sul primo palo, Pestrin la tocca e poi Mascara non riesce a chiudere da 2 metri. E Vargas ha un buon piede perché l'ha messa forte e tesa, difficile da andare ad impattare sul primo palo, però qui Pestrin poteva sicuramente fare meglio. Prolunga Pestrin. C'è stato il tentativo di Mascara che però non ha toccato il pallone e dunque ci sarà di nuovo calcio d'angolo per il Catania. Cercato sul secondo palo un uomo, mette fuori Parisi, c'era Colucci, si era inserito anche Spinesi sul secondo palo. Caserta, altro cross, Stovini cerca di toccare di testa, poi Vargas arriva, anticipato però. Colpo di testa e possibilità di contropiede. Lo spinge Masiello dopo il tocco di Bakayoko. Masiello 1 contro 1, Masiello vuole andare fino in fondo, Masiello inseguito da Dusei, è più veloce Masiello, Dusei lo trancia, calcio di punizione per il Messina. Sì, è stato molto bravo a sfruttare ancora una volta una sponda di Bakayoko che sta facendo un lavoro sporco lì davanti, è da solo, però spizza tutte le palle, riesce a mettere in difficoltà i 2 centrali e Masiello che gli gira sempre molto vicino, qui è stato bravo a puntare l'uomo e a prendersi questo fallo. Calcio di punizione dunque per il Messina. Masiello nella sua carriera ha giocato più che altro da esterno, però a Piacenza ha avuto la sua migliore stagione con 5 gol giocando da esterno offensivo in un attacco a 3 e quindi sa far bene quel ruolo. Sì, meglio in un attacco a 3 che piuttosto che un 4-4-2 esterno che deve rientrare e fare anche il quinto magari di difesa, così è più bravo. D'Aversa è pronto a battere il calcio di punizione, c'è Zorò dentro insieme a Bakayoko, poi sempre Zanchi, arriva anche Parisi. D'Aversa cerca un pallone forte e teso, ha allontanato Stovini, poi ancora un pallone che filtra, sempre Stovini che esce palla al piede, saltato anche Zanchi, possibilità di contropiede per il Catania che prova a distenderci, c'è Mascara a sinistra, servito ma ha recuperato bene Zorò che alla fine ha commesso fallo, c'è calcio di punizione per il Catania ma comunque Zorò ha rallentato il contropiede degli avversari. Sì, ha fatto fallo su Lucenti che aveva cambiato fascia, però è molto bravo palla al piede a portare sulla palla in grande velocità e Zorò da dietro ha commesso fallo. Edusei allarga per Giuseppe Colucci, 1 contro 1, ancora Giuseppe Colucci, vuole il traversone deviato, insiste però ancora Colucci, c'è Candelalli, Baiocco trova un gran pallone interno per Lucenti, riesce a arrivare ugualmente al traversone Lucenti dopo il rimpallo, ci sarà ancora calcio d'angolo per il Catania che ha iniziato decisamente bene il secondo tempo. Sì, perché riesce ad attaccare molto bene in ampiezza, sfruttando soprattutto la fascia destra, che lì tra i giocatori, quella catena di destra, lavorano molto bene, da Lucenti, dallo stesso Colucci e Baiocco. Ancora Vargas a battere il calcio d'angolo, c'è un movimento di Minelli sul primo palo, Pestrin è riuscito a toccare il pallone dopo l'intervento di Mauro Minelli in tuffo di testa, poi Baiocco ancora dentro, allontana Rea stavolta, poi Pestrin mette un po' in difficoltà Candelà che deve cercare spazio per poter utilizzare il suo destro. Parisi allontana ma resta chiusa nella 3/4 la squadra del Messina e insiste ancora il Catania, allora prova l'1-2 al limite dell'area di rigore senza trovarlo Mascara, ricomincia ancora il Catania però. Caserta si libera, Caserta resiste anche a un calcio, ancora Caserta, pallone fuori dall'area di rigore, Colucci vorrebbe 1-2, poi la palla aperta, Baiocco, Zorò e poi la Vecchia che mette in calcio d'angolo, altra grande opportunità per il Catania che spinge fortissimo. Come ha fatto girare palla a terra su questo campo in una maniera perfetta, liberando l'uomo al tiro sulla fascia destra e poi ancora una volta brava la difesa. Vargas ancora traversone verso il centro, Stovini anticipato da Zanchi, poi il pallone appoggiato solamente all'indietro di testa ancora da Baiocco, è andato giù Spinesi ma sta protestando con il guardalinee, cross verso il centro, Mascara la tocca, c'è forse ancora una deviazione, no, dice Paparesta sconfessando il guardalinee che si tratta di semplice rimessa dal fondo. È in grande sofferenza, non riesce più a tenere la difesa abbastanza alta, Zanchi, si fanno schiacciare tutti quanti, soprattutto i centrocampisti non sono bravi ad alzarsi, andare a portare pressione sui portatori di palla e arriva soprattutto da destra i cross pericolosi per la difesa del Messina. Andiamo a sentire dalle panchine cosa succede in questo momento difficile per il Messina invece di grande spinta per il Catania.
Cominciamo da Martina Maestri, mentre qui abbiamo rivisto l'occasione precedente di Baiocco con il tiro deviato. Martina Maestri da bordo campo sul rinvio con i piedi di Pantanelli. Martina. Allora, sta parlando veramente poca indicazione da parte di Marino alla sua squadra, dimostrazione che comunque è soddisfatto di come il Catania è rientrato in campo in questo secondo tempo dell'approccio. Ovviamente adesso vuole che riesca a concretizzare un po' queste tante occasioni davanti alla porta del Messina. Bakayoko fermato sul nascere, il suo tentativo di sfondamento sulla destra. Vargas centrale per Edusei, si fa vedere Baiocco, riceve Baiocco e vuole girarsi, palla di prima per Mascara, di prima ancora dentro, splendido Spinesi, incrocia, la mette sul fondo, ancora splendida azione questa tutta in verticale del Catania. Fanno fatica a leggere i movimenti i difensori del Messina in questo momento. Abbiamo visto prima Mascara che ha abbandonato la propria posizione, vedi, centrale, Zoro esce in ritardo, palla dentro, su questo movimento in profondità di Spinesi che col sinistro chiude troppo. Però il Catania ha giocato veramente 9 minuti di secondo tempo di grande livello. Il Catania è questo, quando riesce a giocare palla a terra in grande velocità lo sa fare molto bene, perché la squadra è messa in campo per poter giocare questo tipo di calcio con tutti dei triangoli veloci. Vargas per Mascara che si gira, cerca centralmente l'arrivo ancora di Spinesi, vorrebbe quasi il tiro Spinesi, poi vuole far partecipare Giuseppe Colucci. Arriva a sostegno Lucenti, Baiocco servito da Colucci, allarga proprio per Lucenti, è pronto al traversone, poi invece preferisce servire Baiocco, non può andare a chiudere l'1-2, mette fuori Zoro direttamente in fallo laterale, balla un po' la difesa del Messina. Fuori subito! Dai, pronti qua, pronti fuori, Roby! Sentite Caglioni. Non fare fallo, Ale! Pallone per Baiocco, attaccato da Zoro, l'ultimo tocco è dell'Ale che avete sentito chiamare prima, che era Parisi, la rimessa laterale sarà ancora per il Catania. Si vuole far vedere Dusei, la rimessa è per Lucenti, Baiocco, Lucenti, Edusei, Lucenti, tutto nello stretto, ha capito però Pestrin che riesce a servire Bakayoko, esce bene con l'apertura su Masiello, Masiello aspetta l'arrivo di qualche compagno perché era completamente da solo, prova poi una sortita a sinistra, ancora Masiello è costretto a indietreggiare, ricomincia da Pestrin. Parisi, Masiello, c'è la vecchia libera a destra, Masiello cerca un pallone difficile per Bakayoko, Edusei, Caserta, Lucenti, Baiocco, in verticale si fa vedere Giuseppe Colucci, funziona bene come al solito la catena di destra nella quale si inserisce spesso anche Baiocco del Catania. Ma lì è sempre molto bravo e attento Zoro, vedi come va a chiudere sempre con i tempi giusti sull'esterno sinistro, quando si inseriscono alle spalle di Parisi, lui c'è sempre. Dopo il tocco di Masiello trova ancora Candelà per il Messina, Masiello lanciato ancora in velocità, è veloce però anche nella copertura Stovini che chiama in causa Pantanelli, rinvio senza problemi per Edusei. Vuole a sinistra Vargas il pallone, Edusei preferisce invece la destra dove accompagna Lucenti. È venuto incontro Caserta, viene Mascara incontro a Caserta, Caserta preferisce scambiare con Baiocco. A turno Spinesi e Mascara vengono incontro per cercare di offrire una soluzione ai propri compagni. Vargas attaccato dalla vecchia, ancora Peruviano, centrale il suggerimento, Caserta, Giuseppe Colucci, il cross e ancora Zoro che mette in calcio d'angolo. Mascara stava tagliando fuori Zanchi, avete sentito Caglioni che gli chiamava l'uomo, ti stanno tagliando fuori Marco. Ha bisogno di qualche cambio secondo me in questo momento la squadra di Cavasin, perché la squadra è stanca, soprattutto quando deve andare a fare le chiusure, visto Candelà in netto ritardo su questa chiusura sul cross di Colucci. Infatti si è già alzata parte della panchina messinese. Brutto questa volta il calcio d'angolo del Catania, Vargas non ha colpito bene, ha messo fuori senza problemi D'Aversa per il Messina, Giovanni guarda là da bordo campo. Giovanni. Sì, le indicazioni di Cavasini sono soprattutto per Bakayoko, è sempre lì la chiave del gioco del Messina secondo il neoallenatore. Bakayoko deve tenere più palla, invece continua a non proteggerla bene e quindi questo sfavorisce il Messina. Intanto si stanno scaldando Cordova, Iliev e Devezze, ma è quest'ultimo che sembra il primo indicato da Cavasini a entrare in campo, giocatore che può dare forza al centrocampo del Messina e anche può ripartire bene in contropiede.
un giocatore che può dare rapidità e anche costanza nella copertura, perché insomma arrivano con una certa facilità sulla tre quarti e a ridosso dell'area di rigore i giocatori del Catania. Ci può stare anche un inserimento secondo me da parte del Catania di una punta forte di testa in questo momento, o Corona o Rossini, per cercare di sfruttare ancora di più i traversoni. perché crossano con troppa facilità, vedi, soprattutto a destra, va sempre in sovrapposizione Colucci, non Colucci, Lucenti. Colucci riesce sempre a prendere palla e crossare, ma dentro fanno fatica. Mascara fermato irregolarmente, calcio di punizione. Rea sta un po' soffrendo, palla a terra, Mascara la sua rapidità, Baiocco liberata al limite dell'area di rigore, prova ad andare via, commette fallo Zanchi, c'è calcio di punizione, Zanchi si arrabbia, dice di aver preso... No, si è arrabbiato con i suoi compagni perché non sono andati davanti alla palla. Perfetto, sa di aver fatto fallo. Pensavo che dicesse all'arbitro ho preso la palla, invece poi si era rivolto a Pestrin che non si era messo davanti alla palla. Manolo il primo, tu secondo, Gigi. Manolo e Pestrin che è il primo. Mano, fermo. Calcio di punizione, ci sono diversi uomini, potrebbe battere Mascara, potrebbe battere Spinesi, anche Vargas. Va Mascara, Giuseppe Mascara, 1-1, splendido calcio di punizione di Mascara. Si stava arrabbiando Spinesi, poi quando ha visto la palla in rete è andato a abbracciare il proprio compagno. Non lo so, voglio rivedere perché secondo me Caglioni non era posizionato perfettamente, non vedeva partire la palla, non l'ha vista partire, è partito in ritardo. Si conferma Mascara ancora, soprattutto contro il Messina, aveva segnato anche all'andata. Splendido il calcio di punizione di Mascara, forse non era posizionato benissimo Caglioni, ma il pallone però gira molto e va a finire dalla parte della barriera, quasi sotto l'incrocio. Un gran calcio di punizione di Mascara. Non c'era niente da fare perché visto la palla era veloce ed era proprio ad uscire, a scappare fuori dall'intervento del portiere. Splendido calcio di punizione di Mascara, dunque 1-1 tra Messina e Catania, 15° del secondo tempo. Partita iniziata con un'ora di ritardo. Fabio, fanno la differenza. Lui è stato costretto a commettere fallo Zanchi su una situazione che hanno battuto la palla veloce, invece tu devi essere sempre attento, concentrato, e difatti da lì è arrivata la punizione. Infatti 2 gol, uno sul calcio d'angolo, l'altro sul calcio da fermo. Ancora un calcio di punizione, questa volta per il Messina. Prova a staccare Zoro, Stovini mette fuori il pallone. Poi cerca di girarsi La Vecchia, subisce fallo, calcio di punizione per il Messina. Qui avete sentito invece nello sfondo uno scambio di opinioni con un grazie a lei da parte del quarto uomo. Non ci sono microfoni aperti perché non è permesso vicino alle panchine, ma ovviamente nel silenzio dello stadio i nostri microfoni pescano tutto. Chiama preoccupato Pantanelli, la sua barriera, perché c'è Alessandro Parisi con il suo sinistro pronto a battere. Il pallone gli verrà toccato da D'Aversa. Va Parisi, sinistro, Pantanelli è lì. Poi Candelà con la punta e in gioco il pallone, posizione regolare, Pantanelli salva un'occasione clamorosa con Rea, mi sembra, davanti alla porta. Rea non ha proprio avuto il movimento dell'attaccante, ha sprecato un'occasione colossale, adesso è scoperto il Messina per il contropiede. Zorò lotta e va a riprendere un pallone fondamentale perché il Catania avrebbe attaccato 6 contro 3. Sai che ha visto benissimo Guardani, anche se sembrava clamorosa la posizione di Rea, ma sul movimento ad uscire dell'ultimo difensore del Catania la posizione era perfettamente regolare, almeno così mi sembrava. Era in fuorigioco un altro giocatore davanti a Rea, ma non Rea. Poi è stato lento nel girarsi Fabio, troppo lento, e Pantanelli è stato bravo a prendergli il tempo. Clamorosa palla gol dunque per il Messina, che prova ancora con Bakayoko. La Vecchia. Buono il lavoro di Luis La Vecchia, si gira ancora, poi Pestrin cerca Bakayoko, al largo, Masiello 1 contro 1, Masiello ancora, Masiello cerca il traversone, Masiello, Bakayoko non arriva, poi allontana Mascara. Pestrin, ancora Masiello. Tra l'altro Masiello aveva avuto un faccia a faccia durissimo con Sottil in Piacenza Genova lo scorso anno, c'è una scazzottata, Sottil prese anche una lunga squalifica.
Mascara. Spinesi, Sottil che oggi non c'è, 2 anni come detto, fa. per 2 anni fa. Sì. 2 anni fa. Sì, hai ragione, 2 anni fa. Dicevo, ha preso Sottil 2 giornate di squalifiche, quindi non può giocare questa gara. Baiocco. Ancora Baiocco. Mascara. Caserta. È rivenuto fuori il Messina dopo il gol del pareggio del Catania, ha avuto quasi paura di vincere la partita, ha arretrato molto per qualche minuto, alla fine il gol l'ha preso. Anche se su punizione. Lucenti. Non si capisce questa volta con Colucci, è la prima volta che lì a destra non funzionano le cose. Martina Maestri da Portocampo. Martina. Intanto rivediamo la situazione precedente, vedete che Rea è in posizione nettamente regolare. Era Zanchi in fuorigioco? O Pestrin? Zanchi in fuorigioco, ma in influente tornava, si è disinteressata l'azione, Sì. poi però molto lento Rea e Cavasin si imbestialisce perché ha sprecato la sua squadra un'occasione colossale. Sì, perché la punizione di Parisi è calciata molto bene, giustamente Pantanelli ha messo i pugni su questo bolide e poi sulla palla che veniva fuori c'è stato questo incrocio, era troppo lento. Il rinvio di Pantanelli che cerca la profondità, colpo di testa di Caserta, poi quello di l'intervento di Rea che mette fuori per D'Aversa e per Pestrin. Ancora in verticale per la vecchia, chiuso, anzi per Masiello, chiuso, poi Spinesi, grande aggancio, Spinesi all'indietro per Mascara, prova a saltare Mascara, con decisione è intervenuto su di lui togliendogli il pallone D'Aversa. Ancora D'Aversa, cerca la profondità per Bakayoko che prende il tempo irregolarmente all'avversario, ma non c'è calcio di punizione, si prosegue. Edusei, Mascara. Grande possesso palla del Catania, Baiocco, apertura a destra a memoria su Lucenti che arriva, è un po' lungo il pallone, Lucenti riesce comunque a tenerlo in campo, attacca Parisi che lo ferma, poi interviene ancora Masiello e la rimessa laterale sarà per il Messina. Pestrin, Bakayoko vuole far salire la squadra come gli chiede il suo tecnico D'Aversa. Masiello ancora che è molto cresciuto nella ripresa, Candelà, Masiello, Candelà riesce a partire, Candelà, attenzione ai suoi rientri, Candelà invece cerca il cross con l'esterno destro, deviato, il calcio d'angolo per il Messina. Prima ottima iniziativa di Candelà che nel primo tempo invece sembrava un po' in difficoltà. Sì, classica sua azione, perché lui riesce a tenere sempre questa palla incollata al piede e non sai mai dove può andare sul fondo, può rientrare, e qui ha messo una palla di esterno destro molto buona. Calcio d'angolo, ancora Zanchi che non è marcato, lo prende adesso Stovini, Rea sul primo palo, anticipato. Zoro di testa ancora per Rea che stavolta è un ritardo nel recupero della posizione in fuorigioco. Ma è sempre in difficoltà nelle marcature, lasciano sempre l'uomo libero. Qui Zoro aveva fatto una bella giocata, però giustamente stavolta era in fuorigioco. È pronto il rinvio ancora Pantanelli, se ne sono andati 21 minuti di gioco. Andiamo a sentire anche la panchina di Cavasin che vedo particolarmente agitato. Andiamo quindi da Giovanni, guarda là, Giovanni. Sì, Cavasin agitato e poco fa, e più che col quarto uomo ce l'aveva con Marino perché continuava a protestare sui calci di punizione che venivano assegnati al Messina, insomma da lontano ha detto qualcosa all'allenatore del Catania. Adesso cambia probabilmente l'atteggiamento di Cavasin, prima parlavamo di Devezzi, adesso potrebbe invece venire il momento di Iliev. Iliev che potrebbe dare grande velocità lì davanti, anche se anche lui è un esterno un po' alla Masiello, più o meno lo stesso ruolo. Sì, però può fare anche la punta, Fabio. Sì, l'ha fatta. L'ha fatta la punta, è veloce, è bravo anche nell'uno contro uno, sicuramente davanti, se vuoi vincere questa partita, uno come Iliev lo devi mettere. Zoro, cerca il tiro Zoro. Non c'erano molte altre soluzioni, ha calciato da 35 metri, palla sul fondo. Beppe mi ha guardato come per dire non c'erano tante altre soluzioni, ma qualcuna sì però. Non volevo intervenire, no, sicuramente. Va bene tirare in porta, sì, però insomma, da casa propria non va bene. Esatto. 23esimo, sempre 1-1 tra Messina e Catania. Colpo di testa di Candelà. Poi il pallone è gestito da Masiello, messo giù da Edusei, calcio di punizione per il Messina. Bel secondo tempo di Masiello. D'Aversa. Bakayoko prova in mezzo a due, messo giù, calcio di punizione per il Messina. Mi sembra che sia arrivato un urlo dalla panchina del Catania, ricominciamo a giocare come prima.
Prima Cavasini ha richiamato parecchie volte Bakayoko, ma sai, quando la squadra si abbassa molto non è facile, è sempre in mezzo a due, uno ti marca, l'altro si stacca, ti può anticipare senza problemi. Invece così quando la squadra ha in mano il possesso del gioco e riesce a venire avanti con delle tramme offensive, vedi come si fa vedere sempre molto bene e sta prendendo delle punizioni importanti. Calcio di punizione proprio per Parisi. Ha richiamato Caserta. Parisi nel mucchio, non è riuscito a coordinarsi Zorò, che va sempre a cercare di saltare in queste occasioni. Poi il fallo tattico di Masiello su Mascara, giallo per lui. Fallo di Masiello che ha dovuto commetterlo per evitare il contropiede possibile di Mascara. Bel gesto da parte di tutte e due, che si sono rialzati, si sono abbracciati, però l'arbitro qui non poteva fare altrimenti che estrarre il cartellino giallo. Diventa un po' complicata la situazione per la prossima partita, perché La Vecchia e Masiello erano tutti e due diffidati e quindi tutti e due salteranno la prossima partita. Già una lunga serie di infortunati, qualcuno magari riuscirà a recuperarlo, il Messina, ma insomma situazione che sarà di emergenza anche la prossima settimana. Vargas, Mascara, Edusei, ricomincia da capo Stovini. In verticale il pallone per Baiocco, vince un contrasto, vince anche il secondo con Masiello, tutti e due regolari. Lucenti va via bene 1 contro 1, si appoggia ancora a Baiocco, prova a attaccare Pestrin. Baiocco fino in fondo, arriva al traversone di Baiocco, splendida azione la sua. Caglioni è in ritardo, Rea non si fida e mette in calcio d'angolo. Caglioni qui non mi è piaciuto, Fabio, perché su questa palla lenta la deve trovare la coordinazione, la velocità di piede, andare a staccare, a prendere questa palla, invece ha messo in difficoltà il proprio compagno. Caglioni è arrivato nel 2005 dall'Atalanta, in estate al Messina. Senza tenere, dice Paparesta, allarga le braccia quindi Zorò. Orribile calcio d'angolo di Mascara che chiede scusa a tutti, forse ha cercato il primo palo, ha trovato un tiro moscio e che è uscito prima dell'area piccola praticamente. No, sicuramente la soluzione, che abbiamo visto anche quando batte a sinistra ci va Vargas, è sempre a cercare il primo palo. Non è una squadra molto alta questa del Catania, quindi va sulla spizzata, sull'anticipo, sul primo palo. Tra poco entrerà Masiello, entrerà Iliev, uscirà Masiello, quindi tatticamente non cambia di fatto nulla. I due sono abbastanza omogenei come tipo di gioco, anche se Iliev può risultare per la sua possanza fisica e soprattutto per il dribbling secco nell'1 contro 1 più pericoloso sotto porta. Vargas è pronto al rinvio, Martina Maestri da bordo campo perché c'è fallo su Vargas. Martina. Sì, perché già Marino si era un po' arrabbiato con i suoi dopo il gol del pareggio, aveva visto insomma un po' un calo di tensione, di concentrazione, si era lamentato che i suoi giocatori sbagliavano troppi appoggi e poi pochi minuti fa si è fatto sentire anche Pantanelli che ha urlato a tutti, soprattutto ai difensori, bisogna tornare a giocare come poco fa. Era quindi Pantanelli quello che avevamo sentito, Ivica Iliev. Ha giocato l'ultima stagione al Partizan di Belgrado nel 2003-2004. E aveva trovato tra l'altro la nazionale in quell'anno ma rifiutò il rinnovo di contratto e di conseguenza diventò libero sul mercato, arrivò a costo zero al Messina. Poteva arrivare anche in altre squadre, ha cercato un po' da mezza Europa per le sue caratteristiche, per esempio dallo Strasburgo che aveva appena ceduto Liu Boia, ma lui ha scelto proprio Messina. È pronto Lucenti che dà in verticale, si poteva chiudere l'1-2 con un colpo di tacco di Baiocco che invece tiene palla, cerca ancora la giocata, Zorò non lo molla, si trovano spesso 1 contro 1 i due. Arriva il traversone di Baiocco, chiamato solo Parisi ma sbaglia il controllo, poi Lucenti con in sinistra, non è il suo piede, si vede. Ha cercato il tiro in porta da lì, sì. Fabio, difficile, difficilissimo, devi giocare una giocata dentro per le tue punte, che sicuramente sia per Spinesi o per lo stesso Mascara. È pronto il rinvio Caglioni. Colpo di testa di La Vecchia, poi Caserta, Edusei, Caserta, Minelli, ordinato. Minelli nella sua prova non ha mai fatto una giocata eccessiva che lo potesse mettere a rischio. No, ma è sempre attento lui, concentrato, ha un po' tutto, è abbastanza veloce, è forte di testa, è bravo nell'anticipo, quindi secondo me ha sostituito molto bene Sottil. Zanchi e Rea mettono in grande difficoltà Caglioni. Rea in particolare ha calciato verso Caglioni un pallone in orizzontale pericolosissimo dentro l'area piccola.
soprattutto l'area che era la più bagnata all'inizio del primo La più tempo, brutta, quindi col rischio che il pallone si fermasse. Edusei ha ricominciato a giocare il Catania, è di nuovo chiuso all'indietro il Messina. Baiocco, Caserta, Edusei, attaccato Edusei, perde palla, ricomincia allora il Messina che comunque prova a ripartire in contropiede. La Vecchia per D'Aversa, anzi per Candelà che chiedeva il pallone prima, il servizio è per Parisi. La Vecchia ha tagliato tutto il campo da destra verso il centro, lo vedete adesso entrare in area di rigore insieme a Iliev e a Bakayoko. Non riesce però Parisi a crossare, Paparesta gli dice di non protestare. Caserta prova a ripartire, deve uscire Zanchi, il pallone è a sinistra per Mascara, l'autore del pareggio. 1 contro 1 di Mascara, però D'Aversa non stringe, allora lui preferisce ricominciare da Caserta. In verticale Caserta per Colucci, si allunga un po' il pallone, trova lo stesso con la punta del piede Mascara. Caserta sempre, Baiocco, ancora la catena di destra con Lucenti largo. Baiocco cerca il traversone, stavolta lui ribattuto, poi Baiocco ricomincia. Vargas, occhio al sinistro, lo prova Vargas e palla sul fondo. Messina ancora in difficoltà in queste situazioni, quando fa girare la palla velocemente, ma 1-2 tocchi il Catania si abbassano molto, soprattutto i centrocampisti si vanno a schiacciare sulla linea dei difensori e non riescono più a portare una certa determinata pressione, ma soprattutto fanno fatica a gestire i movimenti di Mascara quando taglia verso il centro, perché riesce sempre a prendere la palla, girarsi e far guadagnare metri la propria squadra. Quella è l'occasione precedente in cui Parisi ha richiesto il fallo di mano e l'arbitro gli ha detto dai che era involontario, si è visto. Quindi sappiamo che Paparesta aveva visto il fallo e l'aveva giudicato involontario. Vargas che sta giocando, dicevo, una buona partita, soprattutto diceva Beppe, una buona partita, un difensore peruviano arrivato dal Colón, squadra argentina, aveva iniziato però nell'Universitario Deportes, proprio in Perù a giocare. A me piace molto Fabio, moltissimo, lo vedo da grande squadra. Sì. Vargas è un bellissimo esterno sinistro, e alla Roberto Carlos, nel senso che ha le stesse caratteristiche, grande crossatore, grande tiratore dalla distanza, grande forza fisica quando parte in potenza, poi anche caratteristiche di dribblatore. Non mi sorprenderei se il prossimo anno lo vediamo. Catania sta facendo molto bene sicuramente, ma avrà richieste per questo giocatore da squadre importanti. Richieste ce n'erano già, tra l'altro, sia adesso a gennaio sia prima che lo prendesse il Catania, perché lo voleva il Portsmouth, che tra l'altro ha fatto un inizio di campionato buonissimo in Inghilterra, l'avrebbe pagato anche molto, però poi le cose si sono un po' impiantate anche sui permessi di lavoro. Grande possibilità adesso però per il Messina. Pestrin ha cercato un pallone in verticale, non è riuscito a liberarsi Candelà, anzi D'Aversa nella giusta maniera. No, Candelà nella giusta maniera. Giuseppe Colucci, centrale il suggerimento, prova a liberarsi Caserta, non riesce ad arrivare al tiro. D'Aversa rischia su Edusei, adesso c'è possibilità di contropiede. 5 contro 4, 4 contro 4 anzi, con D'Aversa che cerca l'appoggio di Iliev dentro ancora per D'Aversa che ha fatto tutto il campo, non ce la fa ad allungare ancora, a scattare, palla sul fondo. L'azione di prima era quella clamorosa, quella di Candelà che ha voluto rientrare verso il campo, invece deve far scorrere quella palla e andare col sinistro ed era in porta, quella di prima. Questa è la difesa 4, visto come si è comportata molto bene, retrocedeva sul portatore di palla del Messina e poi sulla palla dentro Stovini ha chiuso molto bene, anche se era leggermente lunga, ma la difesa 4 aveva fatto i movimenti completamente giustissimi. Si temporeggia, soprattutto se si è in parità numerica, e poi si interviene sul passaggio. Bisogna indietreggiare al massimo fino al limite dell'area di rigore, poi bisogna intervenire. Pallone centrale ancora per Baiocco che fa viaggiare Caserta. Caserta vuole liberarsi per il tiro, è intervenuto D'Aversa, subentra Colucci, si gioca per il vantaggio, Colucci non arriva. Edusei, c'è spazio ancora per Vargas a sinistra, arriva il traversone buonissimo di Vargas, ancora lo mette fuori Rea, ma questi palloni tagliati che sbucano alle spalle praticamente dei difensori sono pericolosissimi. Poi è andato a riprendere palla Vargas che cerca un pallone verso destra, non aveva visto che Lucenti era indietreggiato. Però bravo, vedi, ha forza, riesce a crossare bene ma anche forza, ha perso palla, ha recuperato subito con grande decisione e aggressione sul portatore di palla, poi ha un bel mancino. Zanchi, siamo al 32esimo, 1-1 tra Messina e Catania, partita iniziata per quasi impraticabilità del campo alle ore 15 con un'ora di ritardo, campo che poi ha tenuto perfettamente. Era passato in vantaggio il Messina nel primo tempo con un colpo di testa di Marco Zanchi, secondo gol in 4 anni, secondo gol stagionale. Adesso la conclusione di Pestrin, cerca Stovini, poi su punizione il pareggio splendido di Mascara. La Vecchia adesso il traversone verso il centro, ha messo fuori Edusei che ha coperto bene la posizione perché si è reso conto che Stovini dopo aver inviato il tiro non era al massimo della condizione fisica. Hai visto perfettamente perché Stovini ha preso con una pallonata, quindi non era posizionato perfettamente, lui si è integrato in mezzo alla difesa benissimo.
Colucci per Baiocco. Baiocco aspetta con la coda dell'occhio l'arrivo di Lucenti, lo serve sulla corsa, deve uscire Parisi, Lucenti si coordina per il traversone, un po' lungo, Caglioni. I cross del Catania non sono mai stati perfetti al 100%, forse nel primo tempo uno, quello che aveva liberato sicuramente Mascara al tiro, poi per il resto sono sempre abbastanza lenti. Va via adesso Iliev, buona giocata ancora, Iliev rientra con il destro e poi sbaglia però il tocco per Bakayoko. No, troppo fretta perché lo deve vedere il movimento, sicuramente c'era la copertura di Minelli, ancora posizionato perfettamente, doveva portare ulteriormente palla. Caserta mette il pallone in fallo laterale, Caserta, perché non ce la fa D'Aversa e ha preso un colpo lì, si è gonfiato subito, hai visto? Sì. La parte interna, vedi? La parte della coscia interna deve aver preso una strusciata, un colpo e mi pare di si sia gonfio, perché lì non è solo muscolo, la parte finale gonfia, un po' tumefatta anche. Infatti non ce la fa D'Aversa per il momento, ma credo arrivi la sostituzione, infatti così fuori D'Aversa, dentro De Vezze. In campo dunque Daniele De Vezze, cresciuto nella Roma, poi Savoia, Lanciano, Palermo, Reggiano, una parentesi in B all'Ascoli, Genoa in C, e poi quest'estate De Vezze è arrivato al Messina. Esce anche Giuseppe Colucci, e non cambia nulla credo, perché Izco va a premere la fascia destra. Izco l'ho visto giocare io anche in mezzo al campo, soprattutto in mezzo al campo, come centrocampista, dove sta giocando adesso Edusei, aveva giocato così contro l'Atalanta, oppure un centrocampista come i due interni, come Baiocco o come Caserta, però lo sfrutta sulla corsia esterna. Diciamo che anche Colucci nasce come centrocampista, poi si è adattato a giocare come terzo d'attacco. Mariano Izco, 23 anni, argentino, giocato in B in Argentina al San Lorenzo di Almagro, e poi Ansaltelmo, da lì lo ha pescato poi il Catania. Non è riuscito il Messina a riproporsi in avanti con Iliev, stiamo entrando negli ultimi 10 minuti di questo incontro, sempre 1-1 tra Messina e Catania. Dopo i due gol qualche emozione, ma non tantissima. Beh, una clamorosa per il Messina sicuramente. Quella di Rea. Ancora una possibilità per il Messina proprio con Iliev, cerca il fondo con il sinistro, aveva cercato e trovato bene anche Bakayoko, è stato bravo Minelli ad anticiparlo. Poi Baiocco rischia un palleggio, rischia anche il pallone che Pestrini in effetti aggancia prima dell'arrivo di Mascara. La Vecchia dopo il tocco di De Vezze, cross di La Vecchia, Pantanelli chiama palla alla fa sua. Se questi sono cross difficili, soprattutto per le due punte che ha davanti il Messina, che non sono fortissime di testa. C'era stato il movimento di Bakayoko ad allargare, a cercare di creare superiorità numerica sull'esterno, non visto, e cross troppo facile per Pantanelli. Vargas ha scambiato con Edusei e con Caserta e poi chiama in causa Pantanelli. Rinvio profondo per Mascara che prova a girare di prima intenzione per Spinesi. Era un pallone difficilmente giocabile sia da Mascara sia da Spinesi nel caso fosse comunque passato. Stovini con calma alle spalle di Iliev. Lucenti anche lui con calma per Izco. Deviato il tentativo di pallone in verticale per Baiocco che tagliava, la rimessa laterale sarà dunque ancora per il Catania. Giovanni guarda là da bordocampo. Giovanni non vuole lanci lunghi Cavasin come ha fatto Zorò adesso, vuole che si giochi palla a terra con i centrocampisti che devono fare gioco per il Messina, niente lanci lunghi da dietro e appoggiare soprattutto Bakayoko. Ha cercato Izco di liberarsi, è stato fermato però, il tocco di prima di Bakayoko non riesce, voleva servire De Vezze. Ancora Catania allora. Mascara dentro per Spinesi, un po' telefonato, il passaggio ha chiuso Zorò, poi insiste ancora il Messina, calcio di punizione. Fallo di Caserta su De Vezze. L'ultimo passaggio tante volte mancato, Fabio, da parte di tutte e due le squadre per troppa fretta, insomma, perché la difesa sono sempre posizionate perfettamente, leggono il primo movimento, magari c'è la possibilità o di tirare da fuori o cercare un dribbling, invece è sempre questo passaggio troppo affrettato. E un po' telefonato anche. Parisi, Rea, Martina Maessi da bordocampo. Martina. Sì, perché in realtà era pronto ad entrare Rossini per Spinesi, invece proprio in questo momento Marino ha cambiato idea e ha detto a Rossini di rimettersi là già a te. Iliev
Ivica Iliev in area di rigore, grande giocata la sua, la vecchia pronto al traversone, perde un po' di tempo, la palla resta lì, allontanata in qualche modo, e poi addirittura Mascara che ha seguito l'azione e che lotta lì contro Iliev. Tacco di Iliev, arriva al traversone di la vecchia, messo fuori da Minelli. Chiudi pure il concetto, Martina. Allora dicevo, non dovrebbe entrare più Rossini, ma per il momento si è rimesso giacca anche perché vogliono capire in realtà le condizioni di Mascara. Più volte Marino ha chiesto se ce la faceva ancora rimanere in campo, gli ho detto per il momento sì, quindi stanno aspettando per il cambio. Il cambio di Mascara potrebbe essere forse più Corona a quel punto che Rossini, perché ha più caratteristiche di andare intorno alla punta centrale che resterebbe Spinesi. A meno che non voglia cambiare tutto, magari infatti Corona si sta preparando. King Giorgio Corona, colpo di testa di Stovini che ha commesso fallo ai danni di Candelà, calcio di punizione. E comunque dopo i primi 10-15 minuti veramente difficili del secondo tempo il Messina è riuscito a mettere fuori il naso con convinzione. Si è fatto però troppo schiacciare prima del raggiungimento del pareggio da parte degli avversari. Doveva fare qualche cambio, l'avevo detto, è entrato anche Iliev, vedi, ha dato qualcosa in più, più velocità, ha preso palla, ha puntato l'uomo, si è fatto vedere, davanti aveva bisogno sicuramente di un aiuto Bakayoko. Entra Corona, come sottolineavi tu, che può essere importante anche in fase difensiva, grande fisico, forte di testa, lui è in centravanti, ma quest'anno per la causa si è adattato a giocare anche sull'esterno sinistro, però vedo che non rientra in fase difensiva su questa punizione. Calcio di punizione per il Messina. Zorò, Bakayoko, Zanchi e Rea come al solito dentro. Parisi arriva al traversone, secondo palo, Zanchi tocca in qualche modo, c'è stato un contrasto con Stovini, Si è fatto male. Zanchi si è fatto male, avete sentito l'urlo che è il suo. Entrano subito medico e massaggiatore, si è sentito un urlaccio di Zanchi. Sulla schiena? Forse è caduto male o forse è ricaduto sulla gamba, col peso del corpo sulla gamba. Vediamo, rientra con, secondo me cade su una gamba. No, cade con la schiena. Cade con la schiena. Si è fatto male proprio sbattendo a terra in questo caso Zanchi. Zanchi, che vi dicevo in carriera è stato veramente sfortunato. Pensate che nell'estate del 2002 venne operato per un angioma al verme del cervelletto. Nell'aprile del 2003 per l'esattezza venne operato, credeva si trattasse di labirintite, aveva giramenti di testa, problemi di equilibrio, si trattava proprio di questo. 36 ore di osservazione e poi praticamente finì in quel caso il suo campionato, lavorò all'Isokinetic, aveva anche problemi al tendine rotuleo, riuscì comunque a recuperare da tutte e due le cose. Poi però in carriera ancora uno stiramento e molti problemi al tendine rotuleo ancora di infiammazione, tanto che nel 2005 per pochissimo fu sospeso per doping, proprio perché lui aveva sempre problemi di infiammazione, prese un antinfiammatorio, il medico però non lo segnò nei medicinali che vanno segnalati, dichiarati prima del controllo antidoping, risultò quindi positivo al doping, fu squalificato, anche se poi la squalifica durò poco perché di fatto a dicembre, questo accadde a settembre, a dicembre fu riammesso perché si credette la sua buona fede. Tra l'altro a dicembre 2005 ebbe un altro infortunio perché si scontrò con Storari e finì un'altra volta in ospedale, costretto all'osservazione. E vedi però che la gamba, nel ginocchio, secondo me cadendo l'ha messo male, perché ho visto quel ginocchio che puntava col piede per terra. Speriamo non sia nulla di grave. Caviglia o ginocchio? Non riesco a capire. Comunque non sembrerebbe farcela. E infatti al suo posto entra Morello. Sfortunatissimo Marco Zanchi, autore tra l'altro del gol del momentaneo vantaggio del Messina. Spero non sia niente di grave, tanto qui la rivediamo ancora. Quando lo sbatte a terra. Quando lo sbatte a terra secondo me può aver avuto un problema proprio al tendine rotuleo, perché sai, prendi quelle insaccate magari che ti fanno male. Non mi sembra ci sia distorsione però, quindi questa sarebbe una buona notizia per lui, ovviamente, speriamo. Per il Messina ha già 2 squalificati la prossima partita. Sì, diventa veramente dura senza
lo ricordiamo, La Vecchia, Masiello e a questo punto Zanchi, con Reganò da recuperare, Di Napoli da recuperare, Giuliano da recuperare, Floccari da recuperare, Giallombardo forse recupererà, e Dusei. 43esimo di questo secondo tempo, ci sarà molto recupero. Andiamo a sentire Giovanni Guardalà se sa qualcosa in più di Zanchi. Giovanni. Sì, la prima impressione vostra era quella giusta, è una botta alla schiena, quindi né distorsione al ginocchio né distorsione alla caviglia. Tra l'altro in quel momento Cavasin stava per far entrare in campo Alvarez al posto di Bakayoko, invece ha dovuto cambiare tutto. Ili andava a fare la prima punta, Alvarez aiutava sulla destra, invece in questo caso è entrato in campo ovviamente Morello. Quindi evidentemente una botta alla schiena o diciamo alla natica destra che probabilmente gli ha portato un risentimento allora non sul rotuleo ma sul dietro della gamba. Può essere, però l'impressione, insomma, quello che abbiamo visto, lui nel ricadere non trova più l'appoggio. Non trova l'appoggio e rischia di puntare un po' con il piede, sì. E Dusei. Stiamo per entrare nell'ultimo giro di orologio, 1-1 nel derby siciliano tra Messina e Catania. Derby cominciato con un'ora di ritardo per le cattive condizioni del terreno di gioco alle ore 15. Vargas. In verticale il suggerimento ancora per Corona che prova a farsi vedere, di fatto il suo primo pallone da quando è entrato praticamente non si è giocato. Ancora Corona che può tornare sul pallone. Poi lo serve a Baiocco, Baiocco fa girare, accompagna Lucenti, tra poco ti chiederò l'uomo partito a scarico delle due squadre. Izco prova a partire, Izco cerca un traversone, ha fatto un movimento diverso Spinesi, Pestrin, Candelà. Avete sentito che questa volta il Catania chiedeva tutti dietro la linea della palla, perché ormai manca pochissimo e comunque portare via un punto da Messina non è male. Sì, appena hanno perso palla tutti hanno recuperato la propria posizione, al di là dietro la linea della palla, come dicevi tu, a far densità nella propria metà campo. Non vogliono lasciare spazi e contropiede. L'uomo partita Sky. Io sottolineo Lucenti mi è piaciuto tantissimo per tutta la gara, ha dato sempre continuità, su quell'esterno ha spinto tantissimo, anche se il gol l'ha trovato Mascara, però penso che Lucenti ha fatto una grande gara insieme a Vargas. Quindi Lucenti barra Vargas per il Catania e per il Messina? Per il Messina invece Zanchi. Barra, visto che è uscito. Non lo so, sai, non è facile perché soprattutto la fase difensiva hanno un po' sofferto. Masiello anche lui mi è piaciuto, è uscito anche lui, però sono i giocatori che mi hanno impressionato un po' di più. C'è semplice rimessa da fondo intanto per il Catania, l'ultimo tocco è stato proprio di Vincent Candelà, è iniziato il primo dei 3 minuti di recupero. In profondità il suggerimento per Izco che tiene bene in campo il pallone, Baiocco, Edusei, Vargas. Sembra che al Catania stia bene tutto sommato portare via un punto da Messina, considerato che era sotto. Edusei, Vargas Sì. ha anche provato a vincere la partita subito dopo il gol, però bisogna dare atto al Messina che si era chiuso troppo prima di incassare il gol del pareggio all'inizio del secondo tempo, di essere poi riuscito a ritornare nella metà campo avversaria, di aver a sua volta controllato comunque la gara. Sai, perché ti danno sempre l'impressione di avere poche energie, poi subiscono il gol, devono reagire, devono ritornare a giocare la gara e d'incanto ritornano queste energie, quindi è soprattutto sempre un fatto mentale, una volta che sei in vantaggio, di poter gestire il risultato, invece non lo puoi mai fare, devi cercare sempre di continuare a fare il tuo gioco. All'indietro il pallone di La Vecchia per Caglioni che allontana con il suo mancino, prova Iliev a farsi largo, commette però fallo, calcio di punizione per il Catania. Lucenti lo ricordiamo che ha giocato perché Silvestri ha recuperato sì, ma non per riuscire a scendere in campo da titolare. Lucenti che in carriera ha giocato da laterale destro ma con altri moduli. Sì, più avanti, non magari in difesa. Giocava anche in difesa ma tipo con moduli alla Zeman, tanto per intenderci. Con l'Empoli poi anche ha giocato in quella posizione, però insomma comunque negli ultimi anni diciamo era più portato a giocare avanzato come laterale destro, se l'è cavata bene anche come terzino. Baiocco fa giro di palla il Catania adesso, ultimo giro di orologio, 1-1 il punteggio. Edusei in profondità ancora per Baiocco, la chiusura di Parisi, poi Morello, Parisi,
rischia un po' su Baiocco. Parisi, l'ultimo tocco è il suo, la rimessa laterale sarà per il Catania. 30 secondi alla fine. Pronto, devi vincere dietro. Vi faccio sentire Caglioni che continua a urlare alla sua difesa. Ancora uno spiraglio da quella parte cercato e non trovato. Prova a ripartire il Messina per quella che potrebbe essere l'ultima possibilità della gara. In profondità ha cercato Iliev, c'è Pantanelli in netto anticipo. Giovanni Guardalà da Bordocampo. Giovanni. Sì, solo per segnalare un battibecco tra Cavasin e l'assistente Stagnoli, e con l'auricolare Stagnoli ha comunicato a Paparesta che Cavasin era al limite, quindi rischio espulsione. Non c'è più tempo, Paparesta manda tutti sotto la doccia, finisce 1-1 tra Messina e Catania. Supersport.